Una buona giornata, un buon lunedì 27 maggio a tutti i telespettatori di Tele4, ben ritrovati con Sveglia Trieste. Andremo subito a anticipare i nomi dei nostri ospiti di questa mattina. Saremo in compagnia di Elena Danielis, che è coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle, con noi dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10. Ci collegheremo con il candidato alle elezioni europee per Azione Siamo Europei, Mario Raffaelli. Andiamo a leggere la pagina meteo. Oggi l'avvicinamento alle Alpi di una depressione atlantica potrà favorire moderata instabilità pomeridiana. Domani affluiranno sulla regione masse d'aria più umide da sud-ovest, soprattutto in quota. Per oggi, lunedì 27 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso per la presenza di velature ad alta quota. Dal pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale, più probabile sulla zona montana. Sulla costa soffierà Borino al mattino, in giornata venti a regime di brezza, temperature minime 14-17 gradi, massime 22-25 gradi centigradi. Per domani giornata con tempo instabile, sarà probabile cielo in prevalenza nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, le piogge saranno in genere moderate, più abbondanti sulla zona montana. In serata probabilmente inizierà a soffiare bora moderata sulla costa. Anche per domani 14-17 gradi le minime, 21-23 gradi le temperature massime. Il quadro andrà migliorando già mercoledì e poi di nuovo giovedì altri rovesci e temporali a più riprese nel corso della giornata, con piogge abbondanti fino anche ad arrivare a intense in pianura. Sulla costa soffierà scirocco moderato, quindi ancora un meteo che non rimane costante nella sua previsione di giornata soleggiata o di piogge abbondanti, ma alternerà entrambe le situazioni atmosferiche. Andiamo a leggere la prima pagina del Corriere della Sera, iniziando così questa rassegna stampa, poi ci concentreremo sul quotidiano Il Piccolo. Il Corriere titola: voto e riforme, alta tensione, Meloni, se perdo il referendum non lascio, Schlein contro i tagli ai comuni. La Premier sull'ultradestra dell'Unione Europea dice non do patenti di impresentabilità e attacca i radical chic. Il video sulla 7, la foto al centro, Pogacar, re di Roma, un giro da fenomeno, si è chiusa la corsa in rosa dominata dallo sloveno per il ciclismo, ha ricordato i grandi campioni del passato. Pogacar incoronato a Roma re del Giro, protagonista fino all'ultimo, la tappa nella capitale vinta da Merlier. Andiamo a leggere anche nel taglio alto la cronaca delle guerre, bombe su Kharkiv, l'Italia frena Stoltenberg, Hamas attacca Israele, raid a Rafah, 35 morti. La fiaba dei ragazzi di Tbilisi parla anche di noi, scrive Paolo Giordano, lo scrittore, il reportage in Georgia. L'intreccio fra salari e crescita, scrive Francesco Giavazzi, lavoro e formazione. Poi nel taglio alto, mia madre uccisa in piazza della Loggia, Alfredo Bazzoli, a pagina 21, a firma di Giovanni Bianconi. Trionfo Ferrari, Monte Carlo, la casa di Leclerc. E infatti proprio Charles Leclerc con la rossa ha vinto il Gran Premio di Monte Carlo davanti a Piastri. Così si resta senza le risorse, allarme sanità, dice la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Benigni, l'elogio dei bambini al Papa, facciamo il campo largo, la giornata mondiale. Roberto Benigni in piazza San Pietro per la giornata mondiale dei bambini. Il bacio a Papa Francesco e il monologo dell'attore premio Oscar. Costruito un mondo migliore, noi non ci siamo riusciti, ha detto ai più piccoli. Nella rubrica Data Room di Milena Gabanelli e Domenico Affinto, ponte sullo stretto, ostacoli e rischi. Stesso operatore del progetto del 2011, ma intanto i costi da allora sono triplicati, dice Gabanelli. Il banco ultimo, scrive Alessandro Davenia nell'articolo di commento che chiude la pagina del Corriere della Sera. Andiamo al Piccolo, la zavorra super bonus. Dall'avvio nel 2020 a fine 2023 investiti 170 miliardi di euro, un terzo delle risorse torna allo Stato. Dalla generosità dell'agevolazione a un meccanismo fuori controllo, ma un ricostituente formidabile per la filiera dell'edilizia, è stato così definito. Un investimento di questa dimensione non si era mai visto prima della storia dell'economia italiana. 170 miliardi di euro dal suo avvio nel 2020 alla fine del 2023. Secondo i calcoli dell'Ufficio parlamentare di bilancio, e il super bonus
quel 110% di agevolazione per l'efficientamento energetico degli edifici lanciato nel 2020 che ha contato un impegno economico da record e tanti troppi interventi normativi. Quel fisco che agevola gli evasori, scrive Francesco Iori, sceriffo di Nottingham alla rovescia, a scoraggiare chi paga le tasse, le polemiche sul redditometro rilanciano un tema insoluto. I controlli sugli abusi, uffici comunali già in difficoltà negli enti locali, comuni già in emergenza con il personale reagiscono all'ennesima competenza che va a ridurre il personale nei municipi. Hamas, altri razzi verso Tel Aviv, raid su un campo profughi a Rafah, fame e paura, l'inferno di Gaza, noi al sicuro ma il pensiero è lì, scrivono le famiglie arrivate, riportano le famiglie arrivate a Trieste, lo scrive Il Piccolo, ricordiamo le famiglie arrivate a Trieste per la cura dei più piccoli, presi in carico dal burlo Garofalo. Il caso Benetton, domani in consiglio d'amministrazione l'incrocio finale con Renon, la partita per quanto riguarda l'azienda di famiglia, vedremo poi nelle notizie interne al Piccolo. Meloni decisa, resto qui anche se il referendum non passa, dice la Premier in un'intervista TV. La fotonotizia, il porto si apre, svela l'area dell'ex Ferriera, tutto esaurito per l'Open Day, accessibile per la prima volta il sito dismesso e vedremo tra poco anche il servizio relativo all'Open Day del porto di Trieste che ha avuto luogo ieri. Le altre notizie, così l'impatto della crisi di Suez ridisegna le rotte delle merci nell'inserto Eco Nord-Est, corde e cime, Armare moltiplica lo stabilimento, anche in questo caso all'interno dell'inserto. La cronaca di Trieste che si apre con una notizia di cronaca nera, perde il controllo della sua Vespa, schianto mortale, è successo ieri in piazza Volontari Giuliani, a perdere la vita un uomo di 70 anni che era in sella al suo scooter, ha perso il controllo dopo aver toccato il cordolo della rotatoria. Dietro di lui viaggiava in un altro scooter, a seguito la moglie che è rimasta sotto shock. Lite degenerata nell'atrio della stazione, pugni e bottigliate tra due cittadini stranieri. Barcola, recuperati oltre 150 pneumatici scaricati in mare, a pagina 17 il dettaglio. La sfilata dei fanti, 10.000 sulle rive, in mezzo ai croceristi, c'era anche la nave da crociera approdata sulle rive ieri durante la cerimonia per il 36esimo raduno nazionale dei fanti in Piazza Unità. Calcio, Udinese salva, Frosinone invece in Serie B. Conta sempre la verità e l'Udinese, che si è salvata con il primo gol di Davis, condannando il Frosinone alla Serie B, complice la sconfitta più che mai annunciata della Roma ad Empoli, e la prova che i miracoli, anche quelli calcistici, esistono. Trieste in finale invece sfiderà Cantù, siamo al basket, proprio perché Udine ieri ha perso contro Cantù, nella serie è finita 3-1 e quindi l'avversaria della Pallacanestro Trieste sarà proprio Cantù e quella sarà la finale per la promozione in Serie A1. Andiamo al porto di Trieste che ieri ha permesso ai cittadini e ai triestini non solo di poter vedere le attività interne allo scalo Giuliano, i vari siti dove ci sono produzioni, carico e scarico merci, stoccaggio, le varie professioni interne al porto in occasione dell'Open Day 2024 che ritorna dopo alcuni anni di assenza. Vediamo. Dai magazzini alle navi, passando fra banchine e piazzali, gru e container, le attività che si svolgono quotidianamente nel porto di Trieste sono state spiegate e illustrate nella piena operatività durante l'Open Day odierno del porto. Nelle 6 tappe organizzate dall'autorità portuale, partenza Torre dell'Oid, poi direzione area Cantieri Servola, la piattaforma logistica, Molo Settimo, Trieste Marine Terminal, Pagorini Silocaf, Summer Sea Sports e Terminal Molo Quinto e ritorno alla base, sono state spiegate le attività di carico e scarico delle navi, le rotte dei treni merci, si sono visti sacchi e sacchi di caffè, i nuovi cantieri in costruzione. È stato un modo per conoscere meglio quali e quante sono le professioni che lavorano dentro il porto, ed è stata anche l'ultima giornata di porte aperte nello scalo Giuliano del presidente Zeno D'Agostino, che ne ha tratto un bilancio molto positivo. Purtroppo ci eravamo dimenticati di quanto bello fosse l'Open Day, è un'iniziativa, devo dire,
entusiasmante, perché vedo i cittadini, i partecipanti che chiaramente scoprono delle cose che magari per chi lavora in porto sono normalità, ma per loro non lo sono, quindi c'è un entusiasmo molto forte da parte di chi partecipa. Poi devo dire che c'è anche un grande entusiasmo, probabilmente perché era dal 2019 che non lo facevamo più, anche da parte della comunità portuale, i singoli soggetti che sono coinvolti, Porto Trieste Servizi, i terminalisti, tutte le forze dell'ordine che ci stanno dando una mano, l'autorità portuale, per cui insomma da questo punto di vista c'è un entusiasmo e insomma chiaro che io tra un po' non decido più nulla, però sicuramente sarà un'iniziativa che dovrà essere ripetuta, perché aiuta il dialogo tra la città e il porto, e il dialogo tra la città e il porto è la cosa in questo momento più importante per chi deve sviluppare strategie qui dentro. Questo ieri nell'Open Day del porto di Trieste, con i vari punti di passaggio per visitare le aree dello scalo Giuliano. Andiamo alle prime pagine del Piccolo, che come abbiamo visto dalla prima pagina si occupa di Superbonus. Zavorra, Superbonus così chiamato dall'avvio nel 2020 a fine 2023, sono stati investiti 170 miliardi di euro. La generosità dell'agevolazione ha finito per dare vita a un meccanismo fuori controllo. Un terzo delle risorse torna allo Stato, il 13% alle banche, altrettanto ai servizi di progettazione, il 22% alle costruzioni. Il costo unitario per la riduzione di 1 kWh di consumi è risultato il doppio rispetto a quanto ottenuto con i precedenti bonus. In questo dettaglio lo schema che guarda alle regioni, agli interventi del Superbonus e quindi al numero di asservazioni depositate, il numero di edifici residenziali e poi l'incidenza percentuale delle asservazioni sul numero di edifici residenziali. La colonna in arancione sulla destra, gli oneri a carico dello Stato, detrazioni maturate per lavori conclusi in milioni di euro. E qua c'è il Friuli Venezia Giulia in tutti e due i grafici con i valori riportati che chi ha voglia di approfondire può andare a guardare, circa la spesa e poi l'efficienza del Superbonus anche in termini di richieste. I comuni allo stremo, controlli sugli abusi, uffici già in difficoltà. In Friuli Venezia Giulia ammessi a detrazione quasi 2,8 miliardi per lavori su 13.660 edifici. Favot dell'Anci dice manca personale, il sindaco di Gorizia Ziberna in 15 anni meno 30% di dipendenti. E i comuni già in emergenza personale, leggiamo, reagiscono con stanchezza alla notizia dell'ennesima competenza che gli viene scaricata più che caricata, come ironizza il sindaco di Gorizia Ziberna, le verifiche per scovare le frodi del Superbonus, una novità incardinata nel decreto 39/2024, già convertito in legge. Si tratta di un meccanismo che dovrebbe garantire che il 50% di quanto recuperato grazie a questi controlli rimanga nelle casse dei comuni. Qual è la protesta? È che questi controlli lo devono svolgere i dipendenti comunali, che però già sono, secondo anche gli intervistati, stretti dalle altre commissioni. Se il referendum venisse bocciato, chi se ne? Resto a Palazzo Chigi. Parliamo di politica nazionale, intervista a tutto campo sui dossier dai migranti ai conti, l'obiettivo è la crescita con una politica seria di bilancio. A poco meno di 2 settimane dalle elezioni europee la premier Giorgia Meloni prende posto nello studio di Rai 3 e in una lunga intervista va a delineare le questioni più calde della campagna elettorale, dalla sfida della politica estera alla vicenda giudiziaria ligure, passando per i conti pubblici. La Presidente del Consiglio non si sottrae e torna a insistere sul cavallo di battaglia di Fratelli d'Italia. Il nuovo patto di stabilità è migliore delle regole di prima ed è sostenibile, dice Meloni, il protocollo con l'Albania sarà operativo tra non molto. Oggi l'interrogatorio di Signorini davanti ai giudici. Toti attende le risposte dell'ex numero 1 del Porto, questo è il dettaglio sull'inchiesta di Genova. La polemica, la 7 e i salotti radical chic, la premier punge l'emittente, Mentana rilancia il duello TV. Tra tutti i leader per il 7 giugno, Formigli dice la Presidente del Consiglio sbeffeggia e insulta milioni di italiani. L'8 e 9 giugno non sono i salotti radical chic a parlare, ma il popolo, e quello del popolo da sempre è l'unico giudizio che ci interessa. Il giorno dopo gli appunti di Giorgia in versione Telemeloni, la Premier compare in un videomessaggio autogestito dalla campagna sul voto europeo messo in onda sulla 7, che provoca più di qualche polemica, soprattutto poi la scelta di rivolgersi direttamente ai telespettatori
per rassicurarli provocatoriamente sull'infondatezza dei timori nei confronti suoi e del suo governo, il tutto mentre il direttore del TG e della rete, Enrico Mentana, rilancia sul duello TV. Accolgo con un sorriso la battuta sui telespettatori di La 7, se sente la loro mancanza potrà incontrarli nella sera più importante della campagna elettorale, il 7 giugno, visto che è stata invitata come tutti i leader, ha detto Mentana. Ancora l'appello di Le Pen insieme con Giorgia per le europee e poi gli enti locali, nuovo fronte, Schlein attacca sui tagli, Fratelli d'Italia dice tutto inventato, lo scontro dopo l'allarme dell'ANCI con la segretaria Dem Schlein che durante il suo tour elettorale ha lanciato questo attacco politico. Dal governo però arrivano rassicurazioni, la questione sarà approfondita e sono pronte modifiche per evitare di penalizzare proprio gli enti locali. L'allarme dei sindaci è per la bozza di un decreto attuativo della legge di bilancio. Macron da Scholz, siamo il cuore dell'Europa nella visita tra i due leader dei paesi Francia e Germania. A Madrid migliaia in piazza con il PP contro Sanchez e la legge sull'amnistia, il Partito Popolare contro l'amnistia e il governo progressista di Pedro Sanchez in Spagna. Fame e bombe nell'inferno di Gaza, ora siamo al sicuro ma il pensiero è lì. Parlano le mamme arrivate a Trieste grazie anche al Burlo dove i loro figli sono stati portati per ricevere le cure e le protesi. Hanno dunque raccontato di quanto manchi loro casa e quanto sia difficile il momento attuale nella striscia di Gaza. Ogni giorno i bambini rischiano di morire, abbiamo parenti che non sono partiti, hanno detto nell'intervista nelle colonne del Piccolo, vedete i dettagli di questo incontro con le mamme a Gaza, mamme dei bambini ricoverate al Burlo. A disposizione giorno e notte, ma abbiamo bisogno di aiuto. Noura e Nawel, studentesse che hanno messo in pausa la loro vita per dare una mano a organizzare l'accoglienza, dicono ora servono nuovi fondi e infatti il fronte poi si sposta verso la guerra e quindi i luoghi di guerra. Nuovo raid su un campo profughi a Rafah, decine di morti, l'episodio dopo che Hamas era tornata a lanciare razzi su Tel Aviv e l'IDF conferma l'attacco. Qui una casa colpita dall'attacco dei missilistici di Hamas, quest'uomo in piedi che fotografa il disastro nell'appartamento. Stoltenberg, bisogna essere più prudenti, il conflitto in Europa, la Premier Meloni ribadisce la posizione dell'Italia sul dossier Ucraina. Zelensky intanto lavora al summit di giugno in Svizzera. Frana travolge villaggi, 670 vittime sotto il fango, la strage in Papua Nuova Guinea, con i primi soccorsi che sono arrivati, ma ci sono tante vittime sotto il fango. Trump fischiato alla convention del Partito Libertario, la contestazione al candidato alla carica di presidente degli Stati Uniti, l'Italia nella top 10 del turismo mondiale, nella classifica del WEF, il settore dei viaggi e del turismo è in miglioramento su scala globale e grazie all'esplosione di una domanda compressa durante la pandemia quest'anno sia gli arrivi che il contributo al PIL globale torneranno a livelli prepandemici. Tuttavia le infrastrutture aeree e quelle turistiche assieme ai servizi restano al di sotto dei livelli pre-Covid, un quadro nel quale l'Italia migliora ed è nella top 10 delle destinazioni anche se indietro rispetto agli Stati Uniti, al Giappone, alla Cina e a diversi paesi europei. Caso Benetton, domani in consiglio d'amministrazione l'incrocio finale con Renault, piano di rilancio in rampa, se entrambi parteciperanno si tratterà dal primo consiglio dopo l'attacco di Luciano. E qui la foto proprio dei due. I manager hanno approfittato della fiducia, il fotografo Toscani che entra nel dibattito tra le parti. Il giallo di Palermo, andiamo all'attualità di cronaca nazionale, prevale la tesi del suicidio per Onorato, l'europarlamentare non si è ucciso, con il passare delle ore sembra prendere sempre più corpo l'ipotesi che Angelo Onorato, architetto palermitano 56enne, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato morto sabato in auto con una fascetta da elettricista stretta attorno alla gola, si sia tolto la vita e non sia stato vittima di un omicidio. Ci sono dei nodi però attorno a questa vicenda che riguarda l'uomo che vedete qui in foto, l'architetto Angelo Onorato, in un'immagine estratta dal suo profilo social. Le notizie in breve: a Villa San Giovanni, neonata trovata morta tra gli scogli, invece
scarcerato il marito dell'influencer Siu, la decisione del giudice per le indagini preliminari. Mesard, robot killer, fake news di regime, l'intelligenza artificiale è potenziale pericolo se in mani sbagliate. L'ex direttore dell'École Normale di Parigi sarà oggi all'ICTP a Trieste per parlare dell'impatto dell'intelligenza artificiale su calcolo e scienza. Giulia Basso lo ha intervistato per Il Piccolo con questa sua dichiarazione riguardo al potenziale pericolo dell'intelligenza artificiale qualora dovesse cadere in mani sbagliate. Francesco Iori scrive: quel fisco che agevola gli evasori, nel suo articolo di commento. Andando poi avanti, andiamo alle notizie della cronaca di Trieste. Lo abbiamo visto poco fa, l'Open Day del Porto, nella giornata di ieri, con le aree aperte al pubblico, alle visite, fra cui quella della ex ferriera, che è un po' la rivoluzione di quell'angolo di Porto dopo l'abbattimento dell'ex industria. Andiamo ora a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale per l'aggiornamento mattutino consueto rispetto alle segnalazioni e ai programmi in agenda del Corpo Municipale. Buongiorno. Buongiorno Gugliotta, a lei, tutti i telespettatori, buon inizio settimana. Cominciamo con il dire che la nottata, almeno per quanto ci riguarda, è trascorsa senza accadimenti particolari, solamente interventi di routine da parte dei nostri pattugli serali. Al momento, da quanto posso vedere dagli schermi, il traffico è tranquillo, ovviamente si intensificherà con l'avvicinarsi dell'inizio delle attività lavorative e delle scuole. In agenda abbiamo 2 presidi in Piazza Unità, dalle 17 in poi, però questo pomeriggio, non dovrebbero andare a interessare la rete viabilistica. Poi abbiamo segnalazioni per lavori, un rifacimento di marciapiedi in via Bazzoni tra il civico 7 e il civico 9, ambo i lati ci sono dei divieti di sosta, perciò attenzione, ripeto, via Bazzoni. Poi anche in via Giulia 28 uno scavo urgente, a Cega ci sono dei divieti e un restringimento di careggiata, via Giulia 28, e poi in via Moncolano ci sono dei lavori con dei divieti anche lì e ci saranno delle chiusure nell'orario di lavoro, Moncolano a Barcola. Ricordo che c'è una chiusura urgente per dei trattamenti manutentivi del giardino pubblico del Tomasini di via Giulia, perciò è chiuso ancora oggi il giardino pubblico. Per il resto al momento non abbiamo interventi in attesa di particolare rilevanza, per cui vi restituirei la linea. Grazie al commissario De Grassi, buona giornata e buon lavoro. Parimenti a tutti voi. Grazie, proseguiamo con Il Piccolo. Eravamo alla pagina del Porto con l'Open Day di ieri d'Agostino. Oltre l'obiettivo sconvolgere ogni paradigma, il presidente dell'Authority saluta i cittadini alla Torre dell'Oid, in quello che è anche poi il suo ultimo Open Day alla guida dello scalo triestino. Le curiosità in banchina, merci movimentate. Nel 2023 sono state movimentate oltre 59 milioni di tonnellate di merce, sono transitati 12.000 treni nel sistema legato ai porti di Trieste e Monfalcone. Il porto di Trieste e Monfalcone non si ferma mai, è operativo 24 ore su 24 per ben 362 giorni all'anno, quindi con solo 3 giorni di riposo. Trieste è l'unico porto italiano ad aver già superato gli obiettivi dell'Unione Europea di traffico ferroviario per il 2030, 54% dei container e 40% dei semirimorchi viaggia infatti via treno, e questa è una delle asticelle che il porto di Trieste ha superato rispetto anche alle richieste europee di integrare la ferrovia nella logistica dei container e di tutti gli altri carichi come i semirimorchi che arrivano via nave. C'è chi porta la famiglia sul posto di lavoro, qui ti senti partecipe, la giornata ha coinvolto come Ciceroni anche il personale portuale, fra l'esperto di logistica e treni al manager arrivato dalla Sardegna. I residenti della zona, rivedere il mare è stata un'emozione. In pullman, assieme a chi scopre moli e terminal per la prima volta, dalle sorelle iscritte al nautico ai bambini appassionati di gru. C'erano le famiglie, c'erano persone che si sono semplicemente avvicinati a questo Open Day per curiosare
le attività in porto. C'era un po' di tutto ieri come classi di età e di generazioni nell'Open Day dello Scalo Triestino. La sfilata dei 10.000 fanti fra Piazza dell'Unità e Rive, un incrocio con i turisti in mezzo alle navi bianche, la chiusura parziale e la presenza dei croceristi convivono senza disagi e senza intaccare la giornata conclusiva del raduno nazionale. Lo stupore di Jeanette, londinese in vacanza, sono stata accolta al terminal in modo meraviglioso. Il confronto di Franca, originaria della Puglia: a Taranto abbiamo 1000 problemi, voi qui siete fortunati, ha detto una turista. Andiamo a rivedere i momenti più importanti della cerimonia di ieri, che ha avuto il suo momento di apice al mattino con la consegna del sigillo trecentesco dalle mani del sindaco proprio al rappresentante del nazionale dei fanti ieri dal palco di Piazza Unità. Vediamo. Il nome di Trieste è sempre portato nel mondo dal reggimento con orgoglio, disciplina e onore. Con questa motivazione il sindaco di Trieste consegna al comandante del 66esimo reggimento Fanteria Mobile Trieste, colonnello Massimiliano Spuches, il sigillo trecentesco della città. Con la consegna del sigillo trecentesco della città di Trieste da parte del sindaco di Piazza, il capoluogo regionale rende omaggio al Corpo dei Fanti nell'occasione del 36esimo raduno nazionale, incominciato venerdì e che vede proprio oggi la sua giornata conclusiva. Benvenuti Fanti d'Italia. Voi non potete comprendere che cosa possa significare osservarvi con questo tricolore che arrisce ed è il segno immenso, è la roccia su cui chi ci è preceduto ha costruito, ricostruito la patria, l'amata patria italiana. Viva l'Arma di Fanteria, viva la città di Trieste, viva l'Italia! Circa 10.000 presenze a Trieste per l'occasione, oggi baciata da uno splendido sole accompagnato da un vento rinfrescante che ha permesso uno svolgimento gradevole della cerimonia, che nella sua scaletta ha messo in luce diversi reparti, i gonfaloni, i medaglieri dei fanti e dei bersaglieri, ha fatto sì che le due grandi bandiere di Trieste e dell'Italia sventolassero fiere in bella mostra davanti alle migliaia di persone che si sono raccolte in centro. Voi siete i rappresentanti dell'Italia che amo, voi siete veramente l'Italia. Bravi, complimenti, grazie di essere qui. E dal piccolo Mattarella il vostro supporto decisivo per l'unità nazionale, il messaggio inviato del Presidente della Repubblica, il ruolo cruciale dei fanti per le sorti dell'Italia, decisivi per la realizzazione dell'unità nazionale e il ricordo di chi ha perduto la vita a servizio della patria e delle sue istituzioni. Il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 36esimo raduno nazionale dei fanti d'Italia a Trieste si muove tra memoria storica e futuro. Il Capo dello Stato ha lodato la meritoria attività portata avanti dall'Associazione Nazionale del Fante, capace di rinnovare il legame tra i fanti di ieri e di oggi e custodirne le tradizioni. Andiamo ora in pubblicità, proseguiremo dalle pagine del Piccolo per completare la rassegna stampa dopo una breve interruzione. Ci vediamo tra poco. Proseguiamo con la rassegna stampa del Piccolo, rimossi dai fondali, 154 pneumatici scaricati in mare davanti a Barcola. Risalgono agli anni 50, ma alcuni arrivano fino agli inizi del 2000. Arriva la sorpresa dei bagnanti, 2 giorni di lavoro, una trentina di volontari impegnati, 25 immersioni di ricognizione, 154 pneumatici rimossi dai fondali, i più vecchi degli anni 50 e i più recenti degli anni 2000. Sono numeri della maxi operazione di pulizia
della discarica abusiva rinvenuta sott'acqua a Barcola davanti ai Topolini. Sabato e domenica sono stati portati a riva pezzi appartenenti a moto, auto e a mezzi di grandi dimensioni come camion o trattori. L'ipotesi è che siano stati gettati a più riprese nel Golfo, radunati poi forse dalle mareggiate che hanno colpito la città lo scorso autunno. A organizzare l'intervento l'Altra Italia Ambiente con Subsea, Ghisleri, Corpo Pompieri Volontari e Gruppo Pesca Sportivo CEDAS. Lo smaltimento dei rifiuti è stato possibile grazie al Comune di Trieste e a Cegas APS Amga, un intervento finale di 2 giorni che conclude un'opera iniziata a fine novembre dopo le mareggiate, racconta Adriano Toffoli di L'Altra Italia Ambiente. Quando ci siamo immersi per capire come il maltempo avesse modificato i fondali e in quel momento abbiamo fatto la mara scoperta, una distesa di pneumatici abbandonati. Nel fine settimana è stato possibile esaminare tutto con maggiore attenzione, portando a terra i vari pezzi con ulteriori sorprese. Pensavamo inizialmente fossero degli anni 70, avendone visti qualcuno da vicino nei mesi scorsi. La realtà è che sono emerse anche gomme degli anni 50 e 60, datazione deducibile da alcuni dettagli, ma purtroppo anche altri con marchi del 1998 e del 2001, quindi decisamente più recenti. Complimenti ai volontari che si sono adoperati a riguardo. La cronaca muore schiantandosi con la sua Vespa. Mario Pecorari, 70 anni, ha perso il controllo dopo aver urtato la rotatoria, sotto shock la moglie che lo seguiva in scooter. Tragedia in piazza Volontari Giuliani. Ieri il triestino Mario Pecorari, 70 anni, si è schiantato con la Vespa ed è morto. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 6, all'altezza della rotonda. Il 70enne viaggiava in direzione del giardino pubblico, ha perso il controllo del mezzo toccando con le ruote il bordo di cemento della aiuola che funge da rotonda spartitraffico. Prima ha sbattuto contro un palo dell'illuminazione pubblica alla sua destra e poi contro il cassonetto delle immondizie sempre a destra. I sanitari del 118, intervenuti con l'ambulanza e l'automedica, hanno tentato di rianimare la persona per oltre mezz'ora, ma invano. Sul posto anche le pattuglie della polizia locale. Gli agenti, proprio per consentire ai soccorsi compiere i rilievi dell'incidente mortale e mettere in sicurezza il manto stradale, hanno dovuto bloccare la viabilità in piazza Volontari Giuliani in direzione del centro e inevitabilmente nel giro di pochi minuti il traffico si è congestionato. Una lunga fila di auto e autobus è rimasta imbottigliata da via Giulia fino a San Giovanni. Un vero dramma dunque quello che si è verificato ieri, anche perché la moglie del 70enne triestino era assieme a lui in quel momento e probabilmente ha visto tutto. La signora si trovava con il proprio scooter proprio dietro al marito. Quando le è stato comunicato il decesso dopo i tentativi di rianimazione è rimasta scioccata. Povera signora, urlava dalla disperazione. Una scena veramente sconvolgente, racconta una testimone. La donna è stata poi portata in ospedale. Questa è la foto di Pecorari che riporta il quotidiano Il Piccolo, estratta dalle sue pagine social o da foto fornite da altri. Duello a colpi di bottigliate, siamo a un'altra notizia, ci spostiamo nella zona della stazione. Dentro l'atrio della stazione ferroviaria 2 stranieri si sono rincorsi tra l'esterno e l'ingresso e poi si sono feriti usando i cocci di vetro delle bottiglie. È intervenuta la Polfer per fermarli, la scena sotto gli occhi sconcertati dei turisti. E dunque da un lato la questione sicurezza, dall'altro la questione delle molestie delle persone che a volte alzano troppo il gomito, dall'altro anche l'immagine della città che viene così in qualche modo condizionata agli occhi di un turista che arriva a Trieste, scende dal treno e si vede 2 persone che si prendono a bottigliate. Sicuramente Trieste non ci fa una bella figura. Centauro deceduto, archiviata la posizione dell'automobilista lo scorso 10 aprile a San Giuseppe della Chiusa. È stata archiviata la posizione dell'automobilista triestino coinvolto nell'incidente mortale dello scorso 10 aprile a San Giuseppe della Chiusa, nel quale aveva perso la vita il motociclista 60enne Fabio Petriglia. Ancora notizie sul raddoppio ferroviario. Muggia pensa alle Noghere, le ricadute della Divaccia Capodistria. Raddoppio della linea ferroviaria Divaccia Capodistria, anche il comune di Muggia tra gli enti che hanno presentato le proprie indicazioni nell'ambito della VAS, valutazione ambientale strategica, proposta dalla vicina Slovenia. Sono diversi i siti del territorio muggesano coinvolti indirettamente dai lavori legati al grande cantiere oltre confine. Un intervento infrastrutturale di rilievo che prevede la realizzazione di un viadotto
a poche centinaia di metri dalla frazione di Vignano. Accanto leggiamo Gabrovec svela la fine dei lavori, piazza finita per San Rocco, il patrono si celebra il 16 agosto, la festa del patrono San Rocco, come detto che si celebra il 16 agosto, si avvicina, leggiamo dall'articolo di Ugo Salvini, ma i lavori dell'omonima piazza, il centro storico del Borgo di Aurisina, che tradizionalmente ospita una parte degli appuntamenti della festa, non sono prossimi alla conclusione. Inevitabilmente il tema è diventato oggetto di polemica politica anche nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Duino Aurisina. Per portare avanti un'opera pubblica così importante ci sono voluti anni di incontri, sopralluoghi, condivisione con gli enti coinvolti, ha spiegato nel corso della seduta l'ex sindaca Daniela Pallotta, oggi sui banchi dell'opposizione, e adesso serve determinazione, bisogna essere presenti, controllare l'attività del cantiere, sollecitare l'impresa. Pallotta spera che si arrivi a concludere i lavori entro giugno, come promesso, perché perdere un'altra estate sarebbe troppo pesante per chi opera con il turismo e per i cittadini. Per i danni agli esercenti della piazza causati dai ritardi del cantiere, ha concluso, chiedo un risarcimento come era avvenuto per il periodo del Covid, ha detto Pallotta. A 45 anni di distanza il raduno degli ex allievi del 66esimo corso per guardia di pubblica sicurezza, la rimpatriata, come detto, a 45 anni di distanza. Erano stati ben 137 gli allievi che nel 1980 avevano completato il 66esimo corso biennale per diventare guardia di pubblica sicurezza nella caserma Raiola di via Damiano Chiesa. Lo scorso fine settimana, a 45 anni di distanza, quegli ex allievi sono tornati a Trieste per vivere il loro raduno. Furti di cani, come proteggere i nostri amici a quattro zampe, un fenomeno più frequente di quanto si possa pensare, spregevole nei confronti sia degli esseri viventi indifesi che dei sentimenti amorevoli dei loro proprietari. Il furto di cani è un reato penalmente perseguibile che coinvolge solo in Italia addirittura 3 animali al giorno, ben 1000 all'anno. Sui giornali, sulle testate online, sui social media compaiono tantissimi racconti di veri e propri incubi, dai finali più disparati con animali che sembrano essere svaniti nel nulla. E qui vengono spiegate un po' di situazioni e anche quelli che sono le razze più rubate, che secondo gli esperti dell'American Kennel Club sono i popolari e amati dalle famiglie Bulldog francese, Bulldog inglese, Yorkshire Terrier, Chihuahua, American Staffordshire Terrier, Jack Russell, Labrador Retriever e Cocker Spaniel. Queste le razze più oggetto di furti da parte di malintenzionati, sicuramente persone con poco se non zero cuore a rubare gli animali degli altri. L'inserto Nord-Est Economia con le varie firme all'interno di queste pagine, il caso Inditex, un modello ancora valido per il Nord-Est, e il commento di Giulio Bucciuni, poi Safilo, missione compiuta, 500 milioni dai nostri marchi, racconta il personaggio nell'intervista di Roberta Paolini. Persi 200 milioni di ricavi dalle licenze, il gruppo ha puntato sui propri brand. Suez che sconvolge le rotte delle merci, la crisi del Mar Rosso ha colpito gli affari, i costi e gli investimenti di molte imprese. Per superare l'onda d'urto, i porti e gli operatori logistici stanno cambiando le proprie strategie. L'impatto della crisi ridisegna le rotte delle merci, il viaggio Far East Europa di una portacontainer. Andiamo a vederlo un po' in grande, con la partenza dalla Cina, lo vediamo, e se una volta si attraversava il canale di Suez, si entrava nel Mediterraneo, poi ci sono navi che vanno anche verso Trieste, quindi impegnano l'Adriatico, ma in questo caso per fare una tratta dalla Cina al Regno Unito si preferiva passare per il Mediterraneo, arrivare sotto la Sicilia e sotto la Sardegna, passare poi per Gibilterra e andare a nord verso il Regno Unito. Adesso il giro è più lungo perché bisogna andare sotto il Madagascar, passare proprio a sud dell'Africa e poi perimetrarla fondamentalmente nel suo lato occidentale e arrivare in Gran Bretagna. Il traffico sulle rotte con la distanza via Suez sono 10.700 miglia nautiche, via Capo di Buona Speranza sono
il 29% in più, 13.850 miglia nautiche. Numero di giorni da 28 a 36, quindi 8 in più con il giro dell'Africa, diciamo così. Il costo del bunker a 2,24 milioni di dollari si passa a 2,89 con un aumento dello 0 più 0,65 e quindi il costo del bunker, dello slot, quindi a TEU, si va a unità di peso, che aumenta di 48 dollari a TEU. Questi i dati che vengono forniti dallo schema. Il traffico poi sulle due rotte, che ha visto un incremento ovviamente con il giro sul Capo di Buona Speranza in virtù della situazione di tensione nel Mar Rosso con gli Houthi che attaccano le navi cargo e che quindi mettono a repentaglio non solo le merci ma anche la vita di chi si imbarca nelle navi da carico e non fa altro che guidare la nave da un punto A a un punto B e si trova attaccato da questi, diciamo, pirati moderni del mare. Un'azienda su due ha visto aumentare i costi delle spedizioni e alcune hanno dovuto cancellare gli investimenti previsti. L'analisi della SRM: il Mediterraneo rischia di perdere la sua centralità e i grandi porti italiani si stanno riposizionando. Questo infatti emerge dall'analisi dei traffici. Il treno è l'alternativa ai mari in tempesta, parla Silvia Moretto, amministratore delegato della DB Group di Montebelluna, nell'intervista di Giorgio Barbieri. Safilo ora vede la luce, la transizione è finita. Angelo Trocchia racconta i 6 anni di lavoro per rimettere in sesto il gruppo di occhialeria in questa intervista interna. Maglificio Erika quota 40 milioni con Florence per crescere ancora, un altro spaccato di un'azienda del Veneto che si sta rivelando virtuosa. Dalla canapa del nonno all'America's Cup, Armare quadruplica lo stabilimento, la nuova fabbrica dell'azienda di corde e cime di San Giorgio di Nogaro che differenzia e innova la propria produzione. Bond centenari, l'illusione di un investimento privo di rischio, dai BTP in scadenza 2071 ai titoli austriaci al 2117. Il problema è il prezzo. Qui il grafico con l'andamento delle quote dei bond perpetui rilevate attraverso l'ETF Wisdom 3, AT1 Coco Bond, UCTS in euro. È il differenziale fra il gennaio del 2020 e quello del 2024 con un progressivo calo anche abbastanza visibile dal grafico. Il maestro d'ascia veneziano è la barca per disabili nata per amore del figlio. Giovanni da Ponte, artigiano per scelta, esporrà la sua creazione al Salone Nautico. La vittoria del Prosecco sul Prosec aumenta i rimpianti per il Tokai. Questa è una storia molto locale, se vogliamo, con la questione del vino, del Prosecco. Molti ricordano la guerra del Tokai che dopo, in virtù di questa guerra burocratica a titolo di nomenclatura con un vino di un altro paese dell'Europa, ha dovuto cambiare la sua dicitura, da Tokai è diventato friulano, il vino bianco che troviamo molto spesso nelle tavole del Friuli Venezia Giulia e non solo, ovviamente. E c'è infatti anche un rimpianto per quanto non si è riuscito a fare in passato in virtù invece della vittoria del Prosecco sul Prosec che è stata sancita qualche settimana fa. Usciamo dall'inserto del piccolo, torniamo alle notizie locali e adesso arriveremo alle pagine della cultura dello sport. Intanto la prevenzione, gli alunni della terza media della Dante Alighieri a lezione di educazione stradale. Domani dalle 8 alle 13 e mercoledì dalle 8 alle 12 si terrà la terza edizione del progetto di educazione stradale rivolto agli allievi delle scuole triestine con una parte dedicata a teoria e una prova anche pratica. La terza edizione del programma occuperà 2 giornate, sarà riservata esclusivamente alle classi terze delle scuole media Dante Alighieri. Gli studenti saranno impegnati nella parte teorica con un formatore dell'autoscuola Bisiac, mentre le lezioni di mercoledì sarà curata da Stefano Sain della motorizzazione di Trieste nell'aula magna della scuola Dante. Per la parte pratica, mercoledì i ragazzi proveranno i monopattini e le bici elettriche sulla pista di pattinaggio del giardino pubblico De Tomasini in via Giulia.
La cerimonia ha ricollocato la targa che ricorda i 7 partigiani all'ex circolo Pisoni di via Orsenigo. La targa che è stata svelata è qui il momento di incontro. La cultura e il calcio mai visto sullo schermo. Da oggi al Teatro dei Fabbri di Trieste in campo 3 inediti documentari, il primo torneo femminile del 71, una partita all'estremo nord e poi la nazionale curda. Sotto la neve una sparizione, le ipocrisie che ci abitano, il thriller, domani a Palazzo Gopčević, l'ex senatrice Emanuela Repetti presenta il suo ultimo libro, un giallo psicologico che attraversa paure e solitudini. Una stanza tutta per Zigaina, permanente di 8 opere a Casa Cavazzini di Udine nell'ambito delle iniziative per il centenario del pittore, aperta una sala col capolavoro dei braccianti sul Cormor. Lelio Luttazzi, l'omaggio del centenario al Verdi di Gorizia, oggi con la Friuli Venezia Giulia Orchestra diretta da Silviotti, voce e big band. Domani si replica anche a Udine con Hello Trieste, swing a racconti ricordando i moti del 53 nella sala Luttazzi alle ore 20:30, speed date secondo l'Amleto al bar Lettera Viva oggi alle ore 19. Siamo allo sport, il basket, la finale sarà con Cantù, il tifoso Dalmasson, Trieste agli uomini per potercela fare, parola al coach dell'ultima promozione biancorossa, condizioni diverse, ma il roster ha qualità tecnica e morale, qui lo vediamo in mezzo fra Cavaliere e Bossi, proprio Dalmasson, subito sotto invece Rouzier in un'azione da gioco. E quindi l'intervista che Roberto De Grassi ha fatto con proprio coach Dalmasson guardando ormai alla finale promozione fra Trieste e Cantù che comincerà nei prossimi giorni. La rimonta di Udine illude il Carnera, festa Brianzola nell'overtime, semifinali scudetto a Bologna. La Virtus batte Venezia e porta la serie sul 2-0, parliamo però della massima serie. Stagione ok, partiamo da qui per fare meglio, il messaggio del presidente della Triestina Ben Rosenzweig che ieri ha infatti divulgato il suo messaggio di fine stagione. L'assenza dal Rocco ci ha penalizzato, nella prossima annata però ci riproveremo, ha detto il presidente della Triestina. Credo che siamo nella posizione ideale per raggiungere i nostri obiettivi. Progetto forte tra alti e bassi, il presidente Rosenzweig e soprattutto il DG, il direttore generale Alex Menta hanno cominciato a lavorare a metà luglio dello scorso anno, adesso invece possono programmare con maggior calma il progetto tecnico della Triestina. Fra le altre realtà della Serie C, ma soprattutto per chi guarda alla Serie B, Padova, playoff, ancora stregati, Avellino Vicenza, si parte domani. Biancoscudati out, come è successo nelle ultime edizioni, nel Final Four nessun vantaggio dalla griglia di partenza, in caso di parità ci sono overtime e rigori. L'Udinese da modello del nord-est alla salvezza miracolosa, scrive Giancarlo Padovan, nell'analisi della salvezza all'ultimo dell'Udinese ieri che si giocava il tutto per tutto contro il Frosinone e quindi alla fine ce l'ha fatta, anche grazie ai risultati delle altre squadre, ma in particolare grazie al gol segnato proprio nei minuti finali della partita che ha permesso all'Udinese di restare in Serie A. Chiarbola Ponziana e San Luigi, fiducia a Musolino e Pocecco, riconfermati senza dubbi gli allenatori sulle due panchine dei club triestini, lo Zaule verso la riconferma di Carola, il Krasrepen avanti con Knežević. Vediamo le foto delle due società con le scelte e i rispettivi presidenti delle due società, Nordici e Peruzzo del Chiarbola Ponziana e del San Luigi. La Juventina cambia mister, via Bernardo, che non sono io, ecco Visintin, Patrizio Gerometta il neo DS per quanto riguarda l'eccellenza. Città di Grado, Tennis Cup, il titolo va alla Jones, von Deutschmann sconfitta, la britannica batte in 2 set la rivale del Liechtenstein e centra il successo più importante della carriera. E viene qui in foto immortalato il momento della premiazione. Il baseball, New Black Panthers, KO 2 volte in casa, Rovigo troppo forte
e la vetta si allontana per Omar Domenis, nuovo primato italiano, allievi, Trieste Atletica campione regionale, doppia soddisfazione per i gialloblu. World Cup Show Piscina, pattinaggio su rotelle. E si è conclusa la tappa triestina dell'Artistic International Series, la kermesse mondiale con oltre 500 atleti al Pala Pickles di Opicina, Casa del Polet. In foto gli allenatori Silvia Stibili e Maria Teresa Marzano assieme a Giorgia Caserta e Raffaele Fagioli, giunti a terzi tra i cadetti delle coppie danza. La pallamano Serie A Gold, crediamoci, Trieste può salvarsi, mercoledì a Chiarbola. Primo confronto con Cingoli, Oveglia chiama il talento di Dapiran e Ceccardi per una stagione anche quest'anno difficile della pallamano Trieste. Il coach dello slow volley da record, la grinta è stata la nostra forza, siamo alla pallavolo, campionati nazionali, CUS Trieste esce ai quarti ma si conferma nella top 8. L'Eurovolley School retrocessa in D, si consola con il settore giovanile, 2 storiche Falcon Star per fede, basket e solidarietà con l'evento. Giovedì a Monfalcone esibizione dei giocatori che sono stati guidati da Franceschin, ora malato di SLA. Gli equipaggi dei circoli triestini vanno forte al meeting nazionale nelle regate organizzate nell'Ausa Corno con la partecipazione di 80 società. La canoa, il circolo Marina Mercantile e l'Ausonia fanno il pieno di medaglie d'oro tra gli under 14. A Vlacic, De Ganutti e Polli il premio velista dell'anno, cresce l'attesa anche per Klapčić. Salve Udinese ed Empoli, in B ci va il Frosinone, abbiamo visto poco fa, la rete di Davis regala lo scontro diretto ai bianconeri, Niang al 93esimo trova il gol che stende la Roma e vale la permanenza anche dell'Empoli. Motta, Juve, manca solo l'annuncio di Gregorio, sarà il primo acquisto, il punto sul futuro allenatore della Juventus identificato in Thiago Motta. Festa rossa a Monaco, Leclerc scattato dalla pole, vince il Gran Premio di Monte Carlo, terza l'altra Ferrari di Carlos Sainz, dominio del Monegasco sul circuito di casa, secondo Piastri, Verstappen è arrivato sesto, Charles commosso, successo speciale che dedico a papà, ha detto. Ma la MotoGP rimonta a sorpasso a Martin, Bagnaia trionfa a Catalogna, il mondiale è sempre aperto. Sonego al secondo turno, oggi il debutto di Sinner per il tennis e Roland Garros. È stata anche sabato l'ultima occasione per la pallanuoto Trieste che è scesa in vasca alla Bianchi nella serie per il 7° posto con Palermo, è uscita sconfitta ed è stata l'ultima partita di coach Bettini con i colori alabardati. Vediamo. La pallanuoto Trieste ha chiuso il suo campionato in 8ª posizione. Anche gara 2 playoff, 7° posto del campionato di A1 ha visto prevalere la Telimar Palermo sulla squadra alabardata con il risultato di 16-12 per i siciliani che alla Bianchi hanno chiuso la serie sul 2-0. Ultima panchina triestina per l'allenatore Daniele Bettini che si congeda dopo aver conquistato un 3° posto in regular season e una semifinale scudetto nel 2022 più una semifinale di Eurocup nel 2023. Sabato avvio a ritmi subito alti, gli ospiti aprono le marcature con Locascio e allungano con una doppietta di Vitale. Trieste accorcia con mezza roba con l'uomo in più. Hooper per Palermo insacca in superiorità. Per Trieste risponde Marziali. Una deliziosa colomba di mezza roba fissa il risultato sul 3-4 alla fine del primo periodo. Nella seconda frazione Palermo prova la fuga. Occhione firma il 3-5. Dasic replica subito per il 4-5. Hooper e una doppietta di Marini valgono il più 4 Telimar. Punti ad altalena con Giorgetti e Lodico che rispondono a Podgornik e Petronio. Mladosic colpisce dalla distanza per il 7-10 di metà match. Nel terzo periodo c'è Caruso tra i pali. Petronio accorcia con un fulmine da posizione defilata. Poi il Telimar si porta sull'8-13 con Hooper e Giorgetti. Petronio non ne vuole sapere di arrendersi e firma il 9-13, ma Occhione ristabilisce il più 5 ospite, 9-14 a 8 minuti dalla fine. Nel quarto periodo i ritmi si abbassano. Palermo gestisce il vantaggio, Trieste si appella alle ultime forze. Dopo il tappin di Bini vanno in gol il solito Hooper, Podgornik e Marziali per il definitivo 12-16 della Sirena, non prima del lungo e meritato applauso della Bruno Bianchi a coach Daniele Bettini. Il congedo è stato un piacere, siamo stati bene, è durato tanto, è stato un percorso lungo di tanti bellissimi momenti e adesso forza Pallanuoto Trieste.
Chiudiamo con il ciclismo, remontada Ciclamino, Milan ha un guaio meccanico a 9 km dalla fine, riesce a rientrare con rabbia e perde solo da Merlier, un finale thrilling di una corsa meravigliosa, la magnificenza di Roma per la festa grande di Pogacar, qui lo vediamo, la foto della pagina del Piccolo con il Giro d'Italia, dunque la magnificenza di Roma con la festa per Pogacar. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa, ci vediamo dopo la pubblicità, a tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, un buongiorno, ben ritrovata ad Elena Danielis, coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle. Buongiorno a tutti, buongiorno. Dunque, ci si avvicina a grandi passi, possiamo dire così? Ormai manca pochissimo. Alle elezioni, alle elezioni europee, ci sono anche le elezioni comunali che nella ex provincia di Trieste riguardano i comuni di Sgonico, Rupino e San Doligo della Valle. In particolare poi a livello mediatico chiaramente fa più rumore l'elezione europea come anche attesa per capire in quanti andranno a votare, che forse questo è il primo dato che verrà rilevato, no? Sì, prima ancora di capire chi vince. È molto critico, nel senso che le elezioni europee sono meno sentite tipicamente di altre tornate elettorali. E però invece sono importantissime perché quello che accade in Europa ha una ricaduta immediata sul territorio, immediata. Sia le politiche agricole che quelle industriali, la politica estera europea che non esiste e servirebbe, e tutta un'altra serie di situazioni tali per cui anche la stessa austerity che ci pioverà sulla testa da qui a poco, visto che il governo Meloni ha firmato il nuovo patto di stabilità, è una cosa che ci riguarda da vicino, riguarda la nostra vita, le nostre tasche, le nostre possibilità e le possibilità di investimento e di assunzione delle nostre pubbliche amministrazioni, per cui in realtà le elezioni europee sono veramente importanti. Cosa deve cambiare secondo lei in Europa a livello di politica più che estera, che è un capitolo magari a parte, che è un capitolo molto complesso, che è complesso, però più di politica interna, perché le dico un po' quello che è il sentore comune di un'Europa che nell'intento vuole creare delle regole che possano in qualche modo accontentare tutti, poi però ognuno si muove per i fatti suoi. Ma l'Europa non è un ente separato, cioè non è una specie di cappello alieno messo sopra i paesi. L'Europa è un tavolo di trattativa, ognuno di noi manda delle persone, degli eletti, dei parlamentari in Europa a trattare per gli interessi dell'Italia. Il problema dell'Italia è che di solito quelli che vengono eletti e vanno in Europa poi passano 5 anni a fare campagna elettorale sul territorio italiano e non vanno neanche in commissione. Poi quando escono le direttive europee, queste prendono in poca considerazione gli interessi dell'Italia, ma per forza, perché nessuno è stato lì a difenderli. L'Europa è un tavolo di trattativa dove tutti i paesi europei hanno peso nel momento in cui se lo vanno a prendere. Quindi bisogna essere più Bisogna incisivi, essere presenti, diciamo, in Europa, bisogna seguire la politica europea, bisogna essere nelle commissioni, bisogna fare proposte. Però ci sono anche in Europa delle lobby. Ci sono ovunque delle lobby. Le lobby non sono altro che le manifestazioni di un interesse, più o meno legittimo. Sì, sì. È chiaro che nel momento in cui una categoria, che ne so, i produttori di carne suina, decidono che hanno necessità di alcune politiche per sviluppare il business, per sviluppare l'allevamento o per avere degli aiuti in particolari settori o comparti, vanno in Europa a chiederlo e vanno come lobby. E questo appunto sta nell'ordine delle cose, è una forma di manifestazione di interesse verso l'Europa, ma anche verso una nazione, ma anche non so, i commercianti di Trieste quando vanno dal sindaco a chiedere particolari politiche in realtà fanno lobby,
È questo. Ok. Ci sono anche delle lobby molto meno lecite. Beh, certo. sì, cioè. E quindi non è solo bello, no? Non è solo difesa di una categoria, alle volte è una difesa di una categoria a scapito della comunità. O di qualcun altro, sì. Abbiamo una telefonata che sentiamo, buongiorno. Gulotta, buongiorno. E buongiorno anche alla rappresentante del Movimento 5 Stelle. Io sono Preda. Sì. E niente, io volevo un attimo una cosa anche importante, che anche non è, diciamo, di primo grido, comunque di importante. Io ho anche mandato una mail a voi, ma peraltro molto lunga, quindi cerco di condensare quello che voglio dire. Sì. L'Italia di Ilaria Salis. Allora, adesso lei è in una casa a Budapest, almeno ai domiciliari. Sì. Io naturalmente non capisco quando si dice, viene anche nei social, che diciamo si merita quel genere di trattamenti di galera. Adesso io voglio dire, tra l'altro, io queste cose qua dico non vanno bene per nessuno. Diciamo, posso richiamare addirittura, vabbè, il Universal Declaration Human Rights, voglio dire, che è stato nel 48, insomma, diritti umani e civili. Quindi le persone che dicono queste cose nei confronti di chiunque, poi mi sembra che l'Italia non abbia fatto tanto caos e clamore, ma sono assolutamente ignoranti e anzi li compatisco pure. Comunque andando, diciamo, adesso lei è, diciamo, agli eletti, i domiciliari in una casa, e dico, è tutta la politica che si specula su queste cose qua. Vabbè, non è solo che certo, come queste cose qua. Io vorrei, se un attimo interessa a lei, alla sua ospite, dire qualcosa, non so se sono stato chiaro, Gulotta, stavolta. Più o meno, dai, ci proviamo. Beh, Grazie. Grazie. Beh, diciamo che un po' stride, anche se diventa iconica la candidatura di La Salis, perché ai domiciliari ma candidata in Europa con un partito in Italia. È chiaro che è un messaggio questo, è un po' iconico fondamentalmente. È una presa di posizione politica. Certo. La Salis, diciamo che non è proprio un reato d'opinione, però alla fine è una persona che mette a rischio la sua incolumità e la sua libertà per determinati ideali, condivisibili, non condivisibili, indifferente. La scelta che è stata fatta di candidarla in Europa è una scelta politica, di condivisione di quegli ideali e di rispetto della libertà di espressione. Ci sta, secondo me, ci sta, io non discuto. In realtà noi abbiamo visto in Italia negli ultimi 30 anni candidare diverse persone, non perché fossero figure politiche, ma per una questione di manifesto, no? Di opinione. Sì. Beh, anche Vannacci, insomma, è un candidato che non sera, è estrazione di un percorso politico. Infatti, l'altra sera ho incontrato un ragazzo, stavamo appendendo i manifesti per le europee, un ragazzo si è fermato a parlare e mi ha chiesto, ma tu, tra Vannacci e La Salis... A posto. Sì, sono due cose completamente diverse. Dico, non è che siano... Se parliamo di opinione, La Salis tutta la vita, ma... come 5 Stelle non potrei mai candidarla perché essendo condannata non è neanche candidabile per la mia forza politica, no? Per cui sì, sono manifesti politici alla fine. Diceva poco fa che questa persona che vi ha fatto questa domanda l'ha incontrata mentre voi appendavate i manifesti, giusto? Sì. Si appendono ancora i manifesti? Sì, noi li appendiamo ancora. Perché ormai è tutto digitale. La campagna elettorale però di questi tempi, le plance ci sono. No, le plance ci sono, sì, per lo più sono vuote, posto... però ci sono. Sì, ho visto che... No, vuote. Beh, ieri passavo in via Campomarzio dove c'è tutta la pannellatura e ci saranno 3 manifesti su 100 metri di spazi, insomma. Ma, peraltro... C'è proprio una crisi della... Vabbè, sono modi che cambiano di fare campagna elettorale, insomma, ci sta da un certo punto di vista, no? Sì, i social, le TV anche. Sì. Sì.
I manifesti sono un modo per ricordare all'elettore visivamente l'esistenza di un partito o di un candidato, perché per lo più i manifesti che ho visto in giro sono il candidato di punta, no? Noi abbiamo due manifesti, uno del movimento con la faccia di Conte, che però non è candidato a differenza di altri. Ecco, su quello volevo fare una domanda. E poi un altro manifesto con tutta la lista del nord-est e quindi tutti i tondini con le facce dei candidati. Sì, a me piacciono perché danno un'idea di squadra più che di, diciamo, di punta, no? E alla fine è quello che dovrebbe servire in Europa, no? Una squadra efficiente, efficace, con diverse competenze all'interno, in modo da poter fare la differenza su quei famosi tavoli di trattativa di cui parlavo prima. Certo. Ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei e alla sua ospite, sono in linea? Prego. Sono Fulvio, sì. E mi creda, mi amareggia e mi rattrista. Auguro al paese vicino tanta fortuna, perché è il più bel paese del mondo, l'Italia. Ma vedere tanta poca trasparenza, tanta poca onestà da parte dei politici riguardo al territorio libero di Trieste. Allora, basta tirarsi fuori il trattato di pace, che è legge della Repubblica Italiana, leggersi gli allegati. Il territorio libero non può prendere accordi in esclusiva con nessuno. Quindi qua a Trieste promuovere le elezioni europee illecito, è un illecito. Sarebbe chi ha la cittadinanza italiana, come quelli che sono all'estero, che vadano pure a votare. Ma noi il territorio libero non possiamo per legge essere nell'Europa politica, siamo nell'Europa fisica, certamente, come Monte Carlo, come Liechtenstein, come Principato di Andorra, ma non possiamo per legge, perché il trattato di pace è legge della Repubblica Italiana. La cosa più semplice da verificare, l'IVA si tira fuori la legge 6,33, siamo derubati quotidianamente, scrive su tutto il territorio dello Stato. Qual è il trattato che ha determinato i confini della Repubblica Italiana? Il trattato di pace. E dove finisce la Repubblica Italiana? Dove comincia il territorio libero di Trieste? All'Isar. Tiriamo fuori il trattato di Osimo, ma tutti quelli che si riempiono la bocca dei trattati successivi, o come Giacomelli, un esimio principe del foro, il trattato di Helsinki, che era un accordo di Helsinki, tiriamolo fuori, leggiamolo. Leggiamo la Convenzione di Vienna sui trattati, ma andiamo a leggerli. Questo mi rattrista vedere un paese come l'Italia con politici così poco trasparenti e onesti nelle cose. E meno male, ma non eseguono le leggi, le violano. E la Costituzione, tutti si riempiono la bocca di questa povera Costituzione ogni giorno, e la Costituzione di qua e la Costituzione di là. L'articolo 10, primo comma, dove dice che l'Italia si impegna a rispettare i trattati sottoscritti. Cari signori, siete completamente illegali su quanto riguarda la questione del territorio libero. Siete disonesti sul territorio libero. Grazie Fulvio, grazie per averci raccontato anche oggi la sua versione sul territorio libero. Leggo un paio di mail. Danielis, buongiorno, faccio le condoglianze alla famiglia della persona che ha perso la vita ieri, ma segnalo che sinceramente il cordolo della rotonda per i scooteristi e motociclisti è veramente pericoloso, in quanto non si nota il rialzo dell'asfalto da dove parte, essendoci sempre un'auto in sosta sulla rotonda stessa. Il passaggio è veramente stretto e quindi può succedere di beccarlo ed essere sbalzati. Ricordo che già un'altra persona ha perso la vita qualche anno fa, questo riguardo ieri, un motociclista che è andato proprio lì in quel punto a sbattere e ha perso la vita. Invece per quanto riguarda risse di delinquenza minorile, scrive un altro telespettatore, dice: vorrei sapere se nella se nelle città della vicina Slovenia succedono queste delinquenze. Non credo, perché forse fanno rispettare di più la logica della legge. Ci scrive anche Paolo Radivo, che dice: venerdì 24 gli alunni, quindi passato, gli alunni della seconda classe della scuola elementare slovena
di Cattinara, srotolando dei gomitoli di lana riciclata, hanno costruito una gigantesca ragnatela per impedire l'abbattimento degli alberi nella pineta, poi hanno giocato e hanno trovato pure una mazza tamburo. Anche Marco ci ha aiutati piantando nella pineta un nuovo albero e hanno inoltrato delle foto. Non faccio vedere le foto perché ci sono comunque ragazzi minori, anche per una questione di rispetto è meglio evitare, ma almeno abbiamo letto la mail che ci manda Paolo Radivo, laddove sulla pineta di Cattinara ancora non, diciamo, il tavolo è ancora aperto, almeno ce lo auguriamo. Il tavolo da parte di chi chiede la chiusura di questo progetto che andrebbe, che andrebbe ad abbattere la pineta. Sì, ci auguriamo che il tavolo sia ancora aperto. Per Cattinara è molto importante salvare il suo polmone verde e dovrebbe esserlo anche per la città. E per la città sarebbe importante prendere coscienza che il nuovo burlo di Cattinara, che immagino che tutti sappiano ormai che l'obiettivo del progetto è il trasferimento del burlo a Cattinara e la pineta viene sacrificata per far spazio al parcheggio del burlo nuovo. Il trasferimento del burlo non è una faccenda così semplice, nel senso che per trasferirlo il burlo verrà smembrato. Ginecologia finirà al Maggiore, Trapianti finirà a Udine e il burlo, per come lo conosciamo oggi, sostanzialmente non esisterà più se non in modo residuale. E quindi la lotta per salvare la pineta è anche la lotta per ridiscutere un progetto che secondo noi è pernicioso nel momento in cui va a distruggere, o meglio, a depotenziare un'eccellenza cittadina, che non è solo cittadina, è un'eccellenza di livello più che regionale. Ecco. Sì, quello senza dubbio. Altre mail, dunque, buongiorno amici, ma per quanti anni resteranno ancora le impalcature nell'atrio della stazione centrale? Proprio brutte, sappiamo che la stazione è oggetto di lavori, forse questi si stanno protraendo più del dovuto. Bisognerebbe chiederlo a RFI. Sì, esatto. La stazione è cosa che riguarda le ferrovie italiane e non il comune. Torniamo alle europee, una mail dice: ma quanta influenza hanno gli interessi commerciali, le lobby appunto, sulle decisioni del Parlamento europeo e il vile denaro che fa la voce grossa e batte il pugno sul tavolo? Chiede Renata. Tantissimo, nel senso che l'Europa è un mercato comune. Sì. E quindi le decisioni che vengono prese sono nella stragrande maggioranza decisioni che hanno un peso economico. Dopodiché ci sono anche gli indirizzi nel senso della cittadinanza europea, per cui nel senso della tutela dei diritti, dell'equità, cioè ci sono anche tutta una serie di valori morali che l'Europa in qualche modo trasmette attraverso la rete delle direttive agli Stati membri, però la stragrande maggioranza del lavoro che viene fatto in Europa è un lavoro prettamente economico. Faccio vedere la vignetta che manda Marco Englaro riguardo alla candidature, dice: criterio base per essere votai par che sia saper bene il futuro, saper dire faremo, costruiremo, finiremo, inaugureremo, sarà bellissimo, con una L e una S. Diciamo la citazione è insomma in qualche modo intuibile, Danielis. Sì, allora non so quanto le persone si rendano conto del momento particolare che stiamo vivendo. Noi stiamo vivendo una rivoluzione tecnologica che attraverso l'automazione, il machine learning, l'intelligenza artificiale ci porterà a cambiare completamente la struttura del lavoro come lo conosciamo oggi. Sì. Ci sono proiezioni a breve termine, 5 anni, che parlano di una percentuale di perdita di posti di lavoro spaventosa. Non so quanto credibili a 5 anni, ma a 10 sono certezze. In questo momento l'Europa è chiamata a fare una politica che serva a attenuare gli effetti di questa rivoluzione, che possono essere positivi da un lato, ma saranno senz'altro nefasti dall'altro. E quindi è un momento particolarmente importante per fare attenzione al voto e all'opinione che si esprime attraverso questo voto, perché è una linea di indirizzo.
Cioè il futuro è qui, il futuro è fatto di sfide tecnologiche che devono essere gestite, perché non si tratta di annullarle o combatterle, sono già qua, sì. Bisogna cercare di gestirne gli effetti. E in questo l'Europa è stata leader nel mondo, perché la prima normativa sull'intelligenza artificiale è cosa di pochi mesi fa ed è stata proprio emanata dall'Unione Europea, si chiama AI Act. Mm-hmm. E noi stiamo, come Movimento 5 Stelle, stiamo cercando di approfondire l'argomento in ogni suo aspetto. La parlamentare europea uscente, la Sabrina Pignedoli, faceva parte della commissione speciale sull'intelligenza artificiale che poi ha prodotto la AI Act. E continuiamo a parlarne quanto più possibile, perché è importante essere coscienti di quello che sta succedendo e quello che ci coinvolgerà da qui a brevissimo, sia negli aspetti positivi, perché l'intelligenza artificiale renderà molto più economici tantissimi servizi e tantissime utilità, però è evidente che un sacco di persone perderanno il lavoro, ma proprio tante, e bisognerà trovare una soluzione. È interessante questo argomento, magari lo affrontiamo con un attimo di calma anche tra poco. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno Gulotta, buongiorno a lei e alla Danieli. Prego. Ivea. Sì. Allora, io volevo dire una cosa, perché veramente devo dirla, sono da tempo che voglio dirla, ma non riesco, ci sono altri argomenti. Sì. Il giorno 25, passando per via Battisti, all'angolo con la via Rismondo, c'è un grosso fruttivendolo, ci sono delle impalcature fuori con delle ceste, tantissima verdura e frutta. Ci sono solamente i sacchetti, non ci sono i guanti. Quel giorno sono passata e hanno messo ancora delle ceste enormi sottosopra per appoggiare altra frutta sopra, e dall'altra parte, vicino alle macchine parcheggiate direttamente a terra, con queste ceste bucate come sono, insomma non sono impermeabili o d'altro, albicocche, finocchi, verdura in foglia, tutto appoggiato per terra. Il fatto è che non si riusciva neanche a passare in fila indiana. Tra le persone che si servivano senza guanti e tra questi che erano dall'altra parte, proprio era una cosa schifosa. Ultimamente hanno messo anche dei carrelli della spesa, quelli che si trovano nei supermercati. Sì. Alle mie dimostranze c'era un giovanotto fuori, non so se era del Bangladesh, non so, comunque extra europeo, e mi ha detto che sono razzista. E ho detto che non è una questione di razzismo, è una questione di igiene pubblica, sì. Perché veramente faceva senso, e non è la prima volta. Un mese fa circa, vedendo questo sconcio, sono andata al Giardino del Tomasini dai vigili, dalla polizia locale, c'è un citofono, la porta è chiusa, mentre una volta riuscivo ad andare anche in primo piano. E mi hanno detto che non possono fare niente, c'era una donna, che non possono fare niente, no? Che l'hanno già multati, ma non si risolve il problema. Io mi chiedo se le leggi italiane valgono solo per noi italiani o se valgono per tutti, perché evidentemente questi signori possono fare quello che vogliono. Già passando con una signora una volta, sono passata di là e ha detto: questa frutta non la darei neanche ai porci, perché veramente, insomma, senza guanti, queste persone che veramente è a buon mercato, ecco, questo senz'altro. Okay. Però io vorrei che le cose, che le leggi fossero uguali per tutti. Non è possibile appoggiare le ceste piene di alimenti a terra direttamente, non su un pallet o altro, direttamente a terra dall'altra parte, e passare in fila indiana. Forse qualcuno, anche visto che hanno l'abitudine, potrebbe partire uno sputo, perché insomma non so se veramente si può fare queste cose, e perché gli extracomunitari possono farlo,
fanno gli italiani, succede nel film mondo, arriva lì anche la Guardia Armata. Grazie. Okay. Grazie signora, ne parliamo tra un attimo perché abbiamo Gianluca Paladin pronto all'incrocio tra via Commerciale e via Cordaroli per dar conto di un buco nell'asfalto. Gianluca, raccontaci. Sì Bernardo, buongiorno, esatto, un buco proprio all'inizio o alla fine, dipende da dove si prende la via, di via Cordaroli. Guardate, un buco sull'asfalto anche abbastanza grande, il manto stradale ha ceduto sotto il peso dei tanti passaggi dei veicoli, credo, e si è prodotto questo buco che fa vedere anche appunto bene l'interno, è proprio collassato l'asfalto e si è ammucchiato sotto, tanto che la strada è stata chiusa perché i pezzi d'asfalto sono davvero in cedimento, come potete vedere basterebbe appoggiare un piede, immagino, per far cadere altro materiale, e quindi via Cordaroli è stata chiusa in ingresso, certo che però qua ci sono anche i frontisti che ovviamente devono poter tornare a casa, e quindi si congestiona un po' il traffico in questa zona, soprattutto quando una persona deve passare, anche perché qualcuno, nonostante questo ingresso verso la discesa di via Cordaroli sia chiuso, passa lo stesso perché magari deve andare a casa sua. In realtà scendendo via Cordaroli, per intenderci, per capirci, si arriva a Roiano, quindi è una direttrice non fondamentale, però sicuramente importante per arrivare in tempi brevi da Roiano a via Commerciale. Quindi ci sono altre vie, ci sono altre discese, però certamente Bernardo, tu che conosci anche bene questa zona, in effetti sai che è molto comoda come strada, quindi insomma un leggero disagio al traffico c'è, non è una cosa talmente importante da pregiudicare la viabilità in maniera seria, però insomma il buco è bello grande, quindi hanno deciso di chiudere la strada finché non verranno avviati i lavori di ripristino del manto stradale. Adesso vediamo una situazione abbastanza tranquilla, prima quando è passato l'autobus in effetti bisognava un attimo aspettare il passaggio del mezzo pesante per poi proseguire, quindi quegli stop and go automatici che si generano proprio per questi impedimenti. Vedete, le macchine devono fare molta attenzione prima di immettersi nella viabilità, perché insomma c'è un leggero restringimento della carreggiata a causa dei cartelli e dei pannelli messi dagli operai, logicamente un pochino c'è, ripetiamo, non è un disagio così importante da pregiudicare la viabilità, però insomma rallentamenti al traffico un pochino si segnalano. Poi adesso siamo anche in un orario in cui ci sono anche persone che si muovono per lavoro o che al lavoro ci stanno andando, perciò è chiaro che siamo anche in un orario, non dico di punta, però quasi, ecco. Per quanto riguarda la viabilità, un ragazzo in macchina scendendo con la Panda ci ha appena salutato vedendo la nostra telecamera. Quindi ripetiamo, l'ingresso in discesa di via Cordaroli momentaneamente chiuso a causa di questo crepaccio, di questo buco che si è formato, è caduta la lastra di metallo, la lastra d'asfalto proprio a causa del peso dei tanti mezzi che vi passano, un cedimento del manto stradale che ha fatto in modo che la strada venisse chiusa. Ora sta passando anche l'autobus, quello diretto in via Galatti, vedete l'autobus giustamente occupa una buona parte della carreggiata, quindi le auto rallentano per farlo passare, poi gli altri si immettono nella zona. Adesso sta scendendo anche un camioncino che immagino abbia lo stesso problema per l'entrata, devono fare lavori sulla via e quindi devono bypassare ovviamente l'ingresso. Lunghe code che si formano anche in via Commerciale, come vediamo, per i leggeri rallentamenti che effettivamente ci sono. È un orario quasi di punta, quindi è chiaro che un leggerissimo disagio a causa di questa situazione c'è, anche perché le macchine continuano a scendere. Guardate, qui fanno retromarcia per esempio sotto di noi, proprio perché devono far passare le varie automobili. Quindi insomma siamo arrivati qui, abbiamo mostrato la situazione che tu stesso mi hai segnalato, Bernardo, e adesso le auto sono logicamente ferme, sono proprio ferme a causa del passaggio delle auto. Qui c'è anche il passaggio pedonale che i pedoni devono poter utilizzare, quindi insomma vedete, retromarce, aggiustamenti e via, si riparte. Quindi insomma una situazione che vi segnaliamo, anche perché chiunque oggi e nei prossimi giorni immagino passi per via Commerciale e via Cordaroli, attenzione alla viabilità, bisogna andare molto piano
e bisogna stare anche molto attenti. C'è un buco in mezzo alla strada, quindi cautela e attenzione. Questa è la situazione, Bernardo, tra via Cordaroli e via Commerciale, e io ti restituisco la linea. Grazie a Gianluca Paladin. Ma cosa c'è lì sotto? Cioè, Informazione di pubblica utilità? Sì, cosa c'è sotto? Cosa c'è sotto? So. Perché sì, di Sembra solito vuoto. il manto, sì, appunto è vuoto. Il manto stradale di solito è appoggiato su più strati di ghiaia, certo. cemento, lì invece è vuoto. C'è un paddock? Non lo so, ma sta di fatto che comunque mi pare di aver capito che non è stata proprio presa in maniera scientifica questa chiusura, perché vedevo che le auto entravano lo stesso, al netto magari dei mezzi operativi. Però. Ma sì, poi ci sono degli orari che spingono gli automobilisti a essere particolarmente poco ligi, ecco, per cui... Questo è vero. Allora andiamo in pubblicità, poi torniamo su alcuni argomenti che abbiamo aperto e ci dedichiamo anche ad altro, tra poco. Riprendiamo la nostra trasmissione in compagnia di Elena Danielis, coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle. La signora Nivea prima ha chiamato lamentando questo intrigo che creano le varie cassette della frutta nel botteghino di via Battisti. La valutazione da fare è regolamento alla mano, dovrebbe farla la polizia locale, sì, che ne ha mandato. Dopodiché la polizia locale, se individua un'infrazione, dà una multa. In primis il suolo pubblico, no? In primis il suolo pubblico, ma anche eventualmente l'igiene infatti, dei prodotti, ma anche l'igiene sì, e una multa o una chiusura temporanea del servizio. Ora, capisco che il locale è gestito da non italiani, però ci sono 1000 casi di comportamenti scorretti a livello di locali, di negozi, dove i proprietari sono italiani. Io direi che non è tanto la nazionalità, è il rispetto della regola. Il rispetto della regola deve essere garantito, cioè la regola deve essere fatta rispettare. Sul fatto che questa cosa che la signora nota e denuncia sia piuttosto grave potrei anche concordare, non ho presente, però se la descrizione è quella potrei anche concordare sul fatto che siano state violate tutta una serie di misure di igiene e di rispetto della salute pubblica. Quanto all'occupazione del marciapiede, lì è una questione di occupazione suolo pubblico. Bisogna vedere entro quali limiti e se è stato concesso dal comune, no? Quello sicuro. Allora, altra mail, mi scuso se non sono interessato a questioni legate ai massimi sistemi, vorrei chiedere quando sarà aperto il parcheggio di Roiano. C'era stato assicurato che in primavera sarebbero partiti i lavori per questo fantomatico verde, che invece non sono ancora partiti, e il parcheggio aperto per la fine dell'estate. Credo invece che andando avanti di questo passo sarà aperto forse all'inizio del prossimo anno, ma se perdo ulteriormente la pazienza non escludo di rimuovere la recinzione che ne impedisce l'accesso e iniziare a usarlo ufficiosamente, scrive Luca, evidentemente esasperato dall'attesa per la realizzazione del comprensorio nuovo di Roiano. Siamo tra i 30 e i 40 anni di attesa, credo, per quel parcheggio. E sì, lo capisco. Oltretutto la questione Roiano è una questione complessa. Io non ho la più pallida idea di quando aprirà il parcheggio. Perché ci sia un subappalto per il verde in questo momento. Si è in una fase in cui l'appaltatore del verde sta dando in subappalto alcune parti della realizzazione del verde pubblico, e quindi questo non fa che procrastinare ulteriormente il tempo. Però saremo più dettagliati prossimamente quando avremo un colloquio con l'assessore per capire di più. Perché credo che l'unica cosa da fare sia parlare con gli uffici. Certo. Che probabilmente hanno contezza dei tempi. Invece ricordo, già che lo spettatore ha portato la questione Roiano all'attenzione, che oggi pomeriggio
ci sarà un presidio ulteriore per la questione asilo di Roiano. 17:30 in Piazza Unità in concomitanza con l'inizio della seduta del Consiglio. E secondo me è molto molto importante perché l'educazione della prima infanzia è un argomento, è una pertinenza propria del Comune. Ed è anche un fiore all'occhiello del Comune. Noi abbiamo un eccellente servizio educativo per la prima infanzia. E questa è una prima assoluta per il Comune di Trieste, perché dopo aver realizzato con soldi pubblici un asilo nido da 66 posti, il Comune lo dà in gestione ai privati. E di questi 66 posti, tutti in gestione ai privati, se ne riserva 33 come posti convenzionati. Di solito questa cosa a Trieste succede con gli asili privati. Gli asili privati firmano una convenzione col Comune per riservare alcuni posti nell'ambito del servizio educativo comunale. Ora, nella delibera che propone questa decisione, no? Questa presa di posizione, è molto evidente che questo non è un caso isolato, né un caso determinato da emergenze o urgenze, ma è un obiettivo strategico, perché si parla anche dell'altro asilo che è in fase di realizzazione di San Giovanni, e fa intendere che l'obiettivo sia quello di dismettere completamente il servizio e darlo in gestione a privati. Questa è la ragione per cui ci sono questi presidi, ci sono le proteste delle opposizioni in Consiglio Comunale, ed è una cosa molto seria. E, è vero, nel resto d'Italia, anche in altre parti della regione, la parte di servizio educativo della prima infanzia è già stata data in outsourcing, ma questo non significa che sia giusto. Ricordo a tutti che gli asili in outsourcing vengono gestiti con il personale di cooperativa, che ha molte meno tutele, viene pagato molto meno del personale comunale, ha molto meno flessibilità, anzi eccessiva flessibilità del lavoro, e quindi per forza ha un turnover pazzesco. Ora, una delle cose più importanti nella gestione educativa della prima infanzia è la costanza delle persone di riferimento. Nel momento in cui il personale ha turnover, per cui cambiano continuamente i riferimenti, noi non possiamo dire che stiamo garantendo un servizio ai massimi livelli. Ed è anche impattante. E l'altro aspetto è quello della tutela del lavoro. Andando a parlare con le persone che lavorano nelle cooperative, non necessariamente quelle legate all'educazione, ma anche quelle legate ad altri servizi comunali in appalto, appare evidente come non vi sia una tutela e un rispetto del lavoro in tanti appalti, che il pubblico, la pubblica amministrazione, per risparmiare, oltretutto per risparmiare neanche queste cifre enormi, ma 300.000 euro l'anno, che per il bilancio del Comune di Trieste sono briciole, metta a repentaglio la sicurezza e il rispetto del lavoro, e lasci che categorie di lavoratrici, perché sono quasi tutte donne, vengano sfruttate in quel modo, io lo trovo folle. La motivazione risiede, mi pare di aver capito, anche nel fatto che manca il personale. Quindi diciamo che la spesa, adesso le lascio rispondere, quindi sembra che la spesa sia maggiore, perché se c'è un risparmio, se vado a privatizzarlo, come insomma, abbiamo detto, per renderlo accessibile a chi ci ascolta, dall'altro, quindi c'è un risparmio di 300.000 euro, dall'altro però c'è una spesa maggiore perché dovrò assumere per garantire il servizio, quindi ai 300.000 euro risparmiati aggiungo la somma di assunzione. Allora, ci sono 170 persone tra graduatorie e attese di stabilizzazione. Quindi non mi pare che manchi la possibilità di assumere. La volontà di assumere. Manca la volontà di assumere. E poi faccio notare una cosa. Dicono, è difficile trovare personale. Ma se è difficile per il Comune,
che paga meglio e dà dei contratti con delle tutele. Con delle tutele. Come può essere più facile per il pubblico? Cioè per il privato? No? E che perché, voglio dire... Stride, dice. Sì, Okay, non ha senso. Chiaro. Telefonata, buongiorno. Pronto? Niente. Allora andiamo a leggere altre mail, Danielis, perché ne stanno arrivando numerose. Sì. Buongiorno, la sinistra ha candidato la Salis solo ed esclusivamente ad uso e consumo personale per avere l'immunità. Immagino che contributo potrà portare in Europa questa signora con i suoi ideali, scrive Patrizia, che la pensa in questo modo riguardo a una candidatura prettamente politica. Sì, cioè mi riguarda fino a un certo punto, nel senso che non è la mia forza politica che la candida. Altra mail dice: buongiorno Bernardo e buongiorno all'ospite. Domanda: come sono divisi politicamente in Europa le varie liste candidate, chi sono quelli di destra, chi sono i centristi e quelli di sinistra, per capire un po' gli schieramenti europei, scrive Massimo, che salutiamo. C'è da dire che non tutto il pacchetto di coalizione, che sia da un lato o dall'altro, viaggia nello stesso binario. Mi spiego: Forza Italia non fa parte dello stesso raggruppamento europeo di Fratelli d'Italia, Danielis. È vero. Per fare un esempio, ecco. Sì. E non è poi così diverso dal panorama italiano. Il centrodestra italiano si frantuma tra centro e destra europeo e il centrosinistra anche. Noi speriamo di fare abbastanza numeri questa volta da entrare in un gruppo politico, perché qui sta la differenza. L'importanza di entrare in un gruppo politico significa anche poter contare all'interno di quei tavoli di trattativa di cui parlavo prima. E quindi sì, avere una buona rappresentanza garantisce anche l'ingresso in un gruppo politico. Certo. Altra mail dice: concordo con quanto detto dalla signora Nivea, marciapiede impraticabile in via Battisti per i pedoni, ancora più antigenico quelle cassette di frutta venduta a terra, quindi diciamo trova conferma anche da parte di un altro o un'altra telespettatore. Credo che queste segnalazioni siano molto importanti anche per portare all'attenzione della polizia locale che il problema è sentito, no? Sì. Telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno? Problemi al telefono. Altra mail allora: voglio rimarcare le differenze tra Stato e Stato anche confinanti. Ecco un esempio: nell'emergenza degli incendi l'anno scorso la cooperazione dei pompieri d'Italia e Slovenia è stata ostacolata dalla nostra burocrazia. Il nulla osta per raggiungere i focolai del territorio italiano, gli sloveni hanno tenuto da Lubiana in 2 ore. I nostri pompieri lo hanno tenuto da Roma il giorno dopo. Questo ci è stato anche raccontato dal candidato Sardoz, che era parte diciamo operativa dei pompieri, e ha detto: gli sloveni sono arrivati in 2 ore qui, noi abbiamo dovuto attendere nulla osta vari da Roma, ministeri, dicasteri, eccetera eccetera. Questo è vero, l'Italia ha una burocrazia elefantiaca che è particolarmente lenta e che gli innumerevoli decreti semplificazione non sono riusciti a scalfire. Però c'è anche da dire che è improprio fare il paragone con la Slovenia, perché la Slovenia ha le dimensioni di una regione italiana e quindi è chiaro che le procedure sono molto più snelle e il governo è molto più vicino rispetto alla nostra situazione italiana. Altra mail: è ora di finirla di cercare sempre giustificazioni per chi non italiano infrange la legge, basta con chi impunito fa quello che vuole trincerandosi dietro il razzismo. Se qualcuno osa obiettare che la legge vale per tutti, assistiamo tutti i giorni a comportamenti inqualificabili tollerati dalle autorità se posti in essere dagli extracomunitari. Questa non è più integrazione, è sottomissione nostra a loro, scrive Maria Grazia. Che dice? Allora, io sono d'accordo che la legge deve valere per tutti e deve essere fatta rispettare in egual misura e che non deve esserci una differenza in questo tra chi è nato in Italia e chi è nato all'estero, ma né in senso positivo né in senso negativo. La legge è neutra. Dopodiché riconosco che dà molto più fastidio quando si vede un'infrazione commessa da uno straniero, perché si tende a pensare che una persona che è ospite
dovrebbe comportarsi meglio, no? Perché grato dell'ospitalità che viene offerta. Quando questo non avviene ci si arrabbia, e vedo che spesso la carta razzismo viene giocata in modo strumentale. Tipo un jolly. Tipo jolly, sì, sì. Ok, però non si può mai generalizzare. No, il discorso va valutato caso per caso, e dove vi siano delle infrazioni deve intervenire la forza dell'ordine, quella preposta al tipo di infrazione di cui si sta parlando. Sicuramente. Sentiamo una telefonata, se almeno abbiamo qualcuno in linea. Buongiorno. Pronto? No, pronto, buongiorno. Ah, ce l'abbiamo, sì, buongiorno. Pronto, mi sente? Sì, adesso sì, abbiamo avuto qualche difficoltà, ma ora la sentiamo. Prego. Sì, dipenderà da voi. Sì, probabile, abbiamo un fischio. Allora, che intanto volevo ringraziarla per essere stato in via Puschi e aver fatto il servizio. Sì, grazie. Mi sente? Sì. La sentiamo. Arriva un po' in ritardo, ma non dipende da me. Io volevo fare due considerazioni. Sì. Volevo fare due considerazioni sull'Unione Europea. Prego. Se posso. Prego. Senza parlare, che so che non si può parlare adesso di partiti, queste cose qua. Volevo dire innanzitutto che io seguo parecchio, e prima di chiamare magari mi informo, perché tante volte magari per ignoranza si dicono cose non giuste, no? E praticamente il Parlamento europeo è eletto e non può fare le leggi, da quello che so io, e la Commissione non eletta fa le leggi e propone il voto al Consiglio dei Ministri, il quale l'85% non lo eleggono nemmeno. Poi sarò breve. Praticamente l'Unione Europea ha il potere, è in mano a una commissione, che sarebbe il governo europeo, di burocrati che agisce senza il consenso popolare, perché non sono stati votati da noi. Non ha alcuna legittimità a mettere queste leggi. Perciò l'Unione Europea, secondo me, e non secondo me solo, ma Paolo Barnard, che è un giornalista economico, dice che è un patto fra stati che concerne esclusivamente il diritto internazionale. Allora io dico questa domanda, siccome anche se andiamo a votare come tanti dicono, bisogna andare a votare, viste le cose che ho detto, le cose che ho saputo e che ho letto, che senso ha? Se la sua ospite può rispondermi, non so se sono stata chiara o se è stata chiara, confusionaria, mi farebbe un piacere. Certo. Grazie e buongiorno. Grazie, prego Daniele. Allora, primo, l'Unione Europea non fa leggi, l'Unione Europea emette direttive che poi devono essere ratificate dagli Stati membri. Quindi una volta che le direttive vengono ratificate, uno Stato ci fa le leggi sopra, no? Ognuno si fa le sue leggi sulla base delle direttive che ha ratificato. Dopodiché il Parlamento europeo approva le proposte della Commissione e deve votare all'unanimità. E il Parlamento europeo è quello che noi eleggiamo. Quindi i parlamentari europei che noi eleggiamo sono quelli sulla base del lavoro dei quali all'interno delle commissioni vengono costruite le politiche europee. E quindi sia le direttive che la distribuzione dei fondi sul territorio dell'intera Unione Europea. E quindi non è vero che non è importante questo voto, e non è vero che il voto che noi diamo non conta nulla, anzi è cruciale. È cruciale per quello che dicevo prima, le politiche europee che dipendono dal lavoro fatto nelle commissioni hanno un impatto diretto sulla nostra vita quotidiana. Vado a leggere altre mail. Buongiorno, capisco che per il bene dell'emittente non si possono usare gli stessi modi di commentare gli interventi dei vari interlocutori e quelli dei politici. Credo che non si sentirà mai dire, e anche oggi abbiamo sentito la solita storia, vabbè, insomma, solite proteste nei nostri confronti. Altra mail dice: a proposito delle lungaggini dei lavori pubblici, tanta fretta per abbattere l'ex Pavan, e adesso ribadisco, non si poteva aspettare la fine dell'anno scolastico, nel frattempo i ragazzi potevano usufruire di quello spazio, e poi dicono che per insegnare l'educazione ci vuole l'esempio. Complimenti, scrive Gabriella. Sì, anche quella dell'ex Pavan è una brutta storia.
e ci sono anche dei profili di illegittimità su quello che è stato fatto, perché l'attività è stata portata avanti essendo stato presentato un esposto. In teoria i lavori avrebbero dovuto aspettare l'esito dell'esposto, a mio parere. Io non sono un legale, ma credo che funzioni così. Sì, questa è una giunta che si caratterizza per gli abbattimenti. Io piango ancora l'abbattimento della Tripkovic, credo di essere una dei pochi, però anche l'abbattimento dell'ex Pavan è una furia distruttrice di alberi ed edifici. Non so che dire, io appoggio il comitato che si è formato intorno all'ex Pavan, cioè il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle partecipa alle riunioni e cerca di appoggiare le attività di quel comitato come di altri sul territorio, che cercano di difendere dei pezzettini della nostra città. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Prego. Pronto? Posso parlare? Prego. Volevo sollevare un problema al bagno lanterna, pedocin. Quale? Per noi disabili. Ci dica. Perché il bagno lanterna c'è una rampa per disabili per andare in acqua. Sì. È da diverso tempo che è chiusa. Si può sollevare il problema al comune. Sì. Ok. Va bene. Va bene, perché c'è abbastanza invalidi e il bagno è aperto ma non si può andare in acqua e la rampa è chiusa da diverso tempo. Il responsabile ha detto che bisogna aspettare la ditta che mette a posto. Se può sollevare il problema, grazie infinite. Va bene, ci informiamo. Grazie a lei. Grazie. Ci informiamo, forse ci sono dei criteri di lavori o di regolamenti che ancora lo vietano, non so quale sia lo stato della rampa oggi del Pedoc, ma magari lo capiremo informandoci. Allo studio tutta una serena giornata, alla martoriata città che subisce ogni giorno da parte di certi vandali le offese che pur nella lunga sua storia ci sono state, ma distanziate da lunghissimi periodi di serenità cittadina. Ora siamo arrivati al punto di subire queste offese quotidianamente e la città si trova nell'impossibilità di porre rimedio. Questi vandalismi rimangono quasi sempre impuniti. Ieri nuovamente la vecchia ex civile Trieste è stata costretta ad accettare come normalità la consueta guerriglia. Il monumento di Sissi si è trasformato in un Vespasiano a cielo aperto. Quando chiedono ai triestini verrà fatta la legge che possa allontanare quelli che sono indegni ad abitarci, i poliziotti, se nel tentativo di porre fine alle continue liti adoperano le maniere forti, vengono immediatamente perseguiti. La signora di via Baiardi ha perfettamente ragione, non si possono avere due pesi e due misure, una per noi, l'altra per, chiamiamoli, non riesco a capire il termine, eufemisticamente ospiti, scrive Gianni. E diciamo che siamo sempre all'argomento della integrazione. Effettivamente la questione sicurezza è una questione molto, molto sentita, ma non sentita perché siamo razzisti, sentita perché è vera, perché abbiamo un grosso problema di numeri. E i numeri impattano su di noi perché impattano su quelli che arrivano. E il flusso di migranti non è una cosa controllabile e non è una cosa affermabile, non è una legge o la cattiveria della polizia, tra virgolette ovviamente, i poliziotti non sono cattivi, possa in qualche modo mitigare la situazione. E purtroppo finché l'altra parte del mondo avrà condizioni di instabilità, di rischio, di guerra, di carestia, di miseria, come quelle di oggi, noi avremo un flusso di migranti e l'avremo continuo. L'ulteriore aggravarsi della situazione geopolitica in Medio Oriente aumenterà questo flusso e la rotta balcanica è percorribile tranne alcuni giorni, ma per tutto l'anno. Il nostro confine non è un confine che possa essere murato, è permeabile. Queste persone continueranno ad arrivare e i numeri sono impossibili da gestire per il nostro sistema di, so che è una parola poco amata, ma di accoglienza. E la situazione che noi abbiamo dentro il Silos è una situazione
inaccettabile per un paese civile, inaccettabile. E io francamente sono stupita che non ci siano state situazioni ancora più gravi, perché la disperazione è una pessima consigliera. Quello sicuro. E quella lì è una situazione di disperazione. Quindi gli appelli che vengono fatti in questi giorni, anche da noi come da altre forze di centro-sinistra in Consiglio Comunale, sono quelle di cercare di dare spazi all'accoglienza quanto più possibile per disinnescare quella che sta diventando una situazione esplosiva. E il fatto di attuare un'accoglienza ci permette anche di capire chi c'è, chi è presente sul nostro territorio, perché allo stato attuale noi non sappiamo chi sono, perché non abbiamo sufficienti numeri di accoglienza per capire, per essere presenti, per vedere, per conoscere. Io credo che fino adesso siamo stati relativamente fortunati, perché io sono stata dentro il silos e credo che siano fin troppo, sembrano più rassegnati che arrabbiati, ecco. E la situazione comunque è orribile e il rischio anche igienico-sanitario è altissimo. Assolutamente. E quindi sì, ci sono più livelli di rischio che dovrebbero essere gestiti, perché non possiamo fermare. Vorrei potervi dire che si può fermare il flusso, ma non è così, direi una sciocchezza o una bugia. Dobbiamo chiudere questa prima parte. Ringrazio Elena Danielis, coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle, che è stata con noi questa mattina. Buona giornata, buon lavoro. Grazie. Pubblicità, ci vediamo tra poco. Ritorniamo in diretta con Sveglia Trieste. Do il buongiorno e il ben trovato a Mario Raffaelli, candidato con Azione Siamo Europei alle elezioni europee dell'8-9 giugno. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi, grazie. Raffaelli, io le volevo subito domandare, visto che comunque lei è un esperto della politica, aveva cominciato già diversi anni fa, adesso si candida a queste elezioni europee, le volevo domandare come mai con Azione Siamo Europei, come mai il suo avvicinamento all'idea politica di Carlo Calenda? Ma guardi, io, come ha detto lei, ho un'esperienza politica pregressa, sono stato parlamentare e anche sottosegretario agli esteri per 6 anni, dopodiché quando nel 1994 sono uscito al Parlamento mi sono dedicato sempre a questioni internazionali, come inviato speciale del Ministero degli Esteri, devo dire con governi bipartisan, perché lo facevo da diplomatico, con un passaporto diplomatico, poi l'ho fatto per l'Unione Europea, l'ho fatto anche il consulente della Commissione Europea e della Commissione stessa. Dopodiché ho iniziato un'altra vita ancora, diciamo, e ho fatto il presidente di AMREF. AMREF sta per African Medical Research Foundation, ed è una grande NGO internazionale che però ha la caratteristica di essere basata in Africa, di essere African ownership, come si dice. E in quel contesto nel 2014 ho incontrato Carlo Calenda, che era vice ministro allo sviluppo economico, ed era interessato a vedere come si poteva facilitare l'ingresso nel mercato africano di aziende italiane. E mi chiede un appuntamento, io non lo conoscevo, e mi chiese di fargli da consulente perché aveva sentito parlare di me in alcuni paesi importanti, in Mozambico, dove ero stato il coordinatore del team con la comunità di Sant'Egidio e l'attuale presidente della CEI Zuppi per il processo di pace, che è entrato, diciamo, positivamente, e in Angola, paese importante per le risorse energetiche. Io l'ho aiutato facendo il consulente per 6-7 mesi. Dopodiché ci siamo ritrovati perché lui candidò in questo collegio, come ricorderà, 5 anni fa, e mi chiese una mano. Io lo feci perché l'avevo apprezzato come ministro in questa missione che avevo fatto in questi 6 mesi di collaborazione, avevo visto la capacità di studio, la serietà nel seguire i dossier, e quindi è ritornato questo rapporto che poi si è concluso con la richiesta sua di aiutarlo a creare un partito, quando lui ruppe con il PD per il famoso governo Conte 2. Siccome io avevo scritto un articolo dove dicevo che il PD avrebbe fatto una
follia, un errore clamoroso se avesse fatto questo governo. Lui lesse questo articolo su qualche rassegna stampa e mi telefonò e mi disse: guarda, la penso come te. Perché io dicevo: ma tu sei nel PD, cosa fai? Dice: esco e faccio un altro partito. Sembrava un'impresa, non dico disperata, ma insomma molto difficile, però ne parlammo e mi convinse, e da allora mi sono rimpegnato, sono entrato nella segreteria nazionale con lui e poi mi ha chiesto di candidare in queste elezioni per l'esperienza appunto che ho sui temi della politica estera in generale e dei conflitti in particolare, perché in quegli incarichi da inviato speciale di cui ho parlato sono stati sempre incarichi legati a zone di conflitto, dal Mozambico al Nagorno-Karabakh al Corno d'Africa, e quindi insomma ha una certa esperienza in quel settore. Ecco, lei ha parlato di zone di conflitto, no? È stato fautore negli atti diplomatici per la pace in Mozambico. In questo momento ci sono delle guerre in corso, ce ne sono tante, ma quelle che mediaticamente fanno più rumore sono quella in Medio Oriente e quella ucraino-russa. Allora, certo, visto che nei punti delle candidature di molte liste, tra cui anche Azione Siamo Europei, c'è proprio il processo di pace che si vuole favorire in queste zone di guerra, le domando: come si arriva alla pace? Io ho visto una sua intervista con Rai Parlamento dove diceva: è il dialogo e la diplomazia a dover essere la strada maestra per arrivare alla pace, solo che se magari da un lato quella ucraino-russa può essere una condizione con un interlocutore principale, cioè Vladimir Putin, dall'altro mettere d'accordo due stati che da tantissimi anni rivendicano ognuno una propria, diciamo, territorialità, sembra essere percorso molto più difficile, corretto? Sì, sicuramente c'è una differenza sostanziale fra i due contesti. Devo dire che anche sulla parte iniziale io aggiungo sempre che la diplomazia da sola non riesce a trovare il risultato se non si sono create delle condizioni. Faccio questo ragionamento quando devo discutere con i pacifisti integrali, diciamo, quelli che dicono cessate il fuoco senza condizioni, l'importante è disarmarsi. Io non la penso così, io so che delle volte bisogna avere anche un elemento di pressione militare per creare contesti che poi portino alla mediazione. L'esempio classico è l'Ucraina, dove è ovvio che fino a quando Putin non si convincerà che non è in grado di ottenere quello che vuole con le armi, difficilmente si siederà per una trattativa equa e giusta. Però appunto la cosa principale da chiarire è che la pace non è mai frutto di una predicazione, ma di una costruzione. Ovviamente le differenze che lei citava giustamente sono che da una parte c'è una chiara ragione, un chiaro torto e ci sono due interlocutori. Dall'altra parte la questione Medio Oriente è molto più complessa perché torti e ragioni si intersecano. Faccio un esempio, la vicenda recente moderna nasce con la decisione dell'ONU, la delibera numero 181 del 1948, quando l'ONU con un voto a maggioranza, ma che vede stranamente insieme Stati Uniti e URSS, decide la partizione dei due stati per due popoli, che è la stessa cosa che si invoca oggi. Sì. Ebbene, quella partizione prevedeva per i palestinesi più territorio di quello che i palestinesi rivendicano oggi e purtroppo fu rifiutata non dai palestinesi, che non esistevano ancora come entità politica, c'era la popolazione palestinese ma non era ancora nata l'OLP, e venne rifiutata dai paesi arabi che attaccarono simultaneamente Israele, la quale si difese, vinse, e da lì poi la prima tragedia di 700.000 profughi. Sì. Poi Israele a sua volta ha le colpe perché quando sono stati fatti accordi come quelli di Oslo, quelli con Clinton e anche altri successivi, non li ha mai implementati correttamente. Ma insomma, ecco, i torti e le ragioni sono dalle due parti e la cosa più difficile è quindi far maturare in entrambe le parti delle leadership e delle posizioni che siano più ragionevoli. Però sembra che da parte di entrambi i leader non ci sia la voglia di fare un passo indietro, ma forse anche per una questione meramente propagandistica e politica. Se Netanyahu oggi ritratta, dà in qualche modo segno di debolezza, secondo lei è così? Direi di più ancora, se si raggiunge un cessate il fuoco, Netanyahu ha i giorni contati, ecco, perché esatto, la leadership era molto
contestata prima del 7 ottobre dell'attacco di Hamas terroristico e probabilmente rischiava anche qualcosa di più che l'essere semplicemente dimesso dal governo. Non solo, ma va ricordato che Hamas cresce nella striscia di Gaza anche grazie alla complicità di Netanyahu, che chiudeva gli occhi di fronte ai finanziamenti che arrivavano dal Qatar. Questo perché? Perché Netanyahu, essendo contrario alla soluzione dei due stati per i due popoli, è più contento se come interlocutore a Hamas, che nega l'esistenza di Israele nel suo statuto e quindi rende impossibile ogni dialogo, che non un'autorità palestinese rinnovata che invece accetta questo principio. Certo. Quindi sono i due estremismi che, come sempre nella storia, spesso si danno una mano. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, Raffaelli, resti lì, il tempo di un bicchiere d'acqua e siamo di nuovo da lei. A tra poco. Grazie. Torniamo in diretta con la nostra trasmissione, siamo sempre in compagnia di Mario Raffaelli, candidato con la lista Azione Siamo Europei alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Abbiamo una telefonata prima di proseguire con le domande, sentiamo chi è in linea, anticipiamo che non essendo Raffaelli di Trieste, tutto ciò che riguarda segnalazioni o questioni locali le comunque demanderemo in un altro momento. Buongiorno. Buongiorno, lei suo ospite, sono Gino. Buongiorno Gino, prego. Volevo solo avere un chiarimento con l'ospite su un qualcosa che ha detto a riguardo del famoso accordo dell'ONU in cui si divideva lo Stato di Palestina in due zone. Sì. Io ho letto che quell'accordo è saltato perché alla popolazione ebrea veniva dato un territorio che era molto ridotta come numero di popolazione, veniva dato un territorio molto più grande che alla popolazione palestinese, che era molto ma molto di più. Quindi c'è un vulgus, c'è un errore iniziale che poi ha portato al fatto che tutte le guerre conseguenti che sono venute dopo, perché c'era un'ingiustizia iniziale sulla spartizione del territorio. Okay. Che poi questo territorio nasce alla fine della prima guerra mondiale, in cui ci sono degli accordi attraverso i Rothschild e la famiglia reale inglese che promette per questa popolazione ebrea lo stanziamento di un territorio nella zona che a quel tempo era praticamente un protettorato inglese, dopo la distruzione dell'impero ottomano. Quindi il processo è molto più complesso e i palestinesi in qualche maniera stanno percorrendo un percorso in cui sono espropriati di quello che era la loro posizione naturale. Grazie e buongiorno. Ok, proviamo a rifare un attimo chiarezza, Raffaelli, su questa diatriba territoriale, ab originem ovviamente. Certo, ma ha ragione si è telefonato sul fatto che c'è un progresso e che al momento c'era un protettorato inglese, quindi gli inglesi sono stati poi coloro che per primi hanno identificato quell'area come l'area dove era possibile insediare lo Stato per gli ebrei, cosa sulla quale c'era un accordo generalizzato vista la persecuzione che avevano subito. Non mi convince invece la seconda parte della tesi, nel senso che basta guardare le carte geografiche che sono pubblicate spesso delle varie fasi di questa vicenda e nella prima ripartizione fatta appunto dalle Nazioni Unite i territori si equivalgono. Ora parlare della popolazione è abbastanza difficile perché non si hanno delle stime attendibili. Poi evidentemente lo Stato ebraico era nato per accogliere gli ebrei che potevano tornare dai paesi in cui erano fuggiti per la persecuzione razziale. Quello che è certo è che l'ONU appunto ha preso una decisione
ed allora è ovvio che come è giusto rivendicare l'applicazione delle risoluzioni ONU fatte dopo la terza guerra, quando nel 67 gli israeliani si impadronirono della Cisgiordania, è altrettanto necessario riconoscere la validità della risoluzione principale, quella che aveva dato origine alla definizione di due stati. Voglio dire che se i paesi arabi non avessero attaccato, ripeto, violando una risoluzione delle Nazioni Unite, e che non si può rinvocarle così a giorni alterni le risoluzioni, ci sarebbe stato quantomeno una situazione dove entrambi i popoli avrebbero avuto uno Stato e potevano portare avanti un dialogo per evoluzioni diverse in una forma pacifica e non aprendo la strada alla guerra che si è ripetuta, moltiplicata e purtroppo anche aggravata negli ultimi tempi. Dunque Raffaelli, allora vedo che c'è il mio collega Gianluca Paladin che mi chiede la linea dal Ferdinandeo a Trieste, non so se è pronto, altrimenti io proseguo con le domande col nostro ospite. No, posso andare avanti allora con Raffaelli, perché resto sulle questioni di politica estera per domandarle, fra i punti della candidatura di Azione Siamo Europei c'è la volontà di istituzione di un'unione della difesa e delle forze armate europee. Leggo il secondo punto del programma. Si intende in qualche modo voler creare un esercito detta papale? Ma evidentemente l'esercito unico europeo è un obiettivo di lungo periodo, perché non è un processo facile. La richiesta parte da una osservazione ovvia. In questo mondo dove la guerra è tornata prepotentemente ai confini di casa nostra, non possiamo più assegnare la nostra difesa alla NATO e agli Stati Uniti, perché per esempio potrebbe arrivare a breve un presidente degli Stati Uniti che la pensa diversamente, e comunque dipendere solo totalmente dagli altri nella propria difesa in un mondo, ripeto, diventato competitivo, aggressivo come quello di oggi. Sono circa 60 le guerre tra piccole, medie e grandi in corso in questo momento, ed è il frutto del mondo, diciamo, globale che è diventato piccolo. Bisogna avere una minima capacità anche autonoma. Allora, dato questo disegno di lungo periodo, si possono fare delle tappe intermedie. Nel nostro programma vedrà che non si chiede l'istituzione di un commissario alla difesa, che è il primo passo per avere un'autorità che segua e implementi i passi successivi. Un secondo è il fatto di implementare una decisione già presa, già assunta ad Helsinki nel 1999, in base alla quale si dovevano formare un piccolo contingente di 60.000 uomini con adeguata protezione aerea e navale per poter operare rapidamente, cosa che poi non è stata fatta e che invece è già stata decisa. Terzo è quello di vedere di mettere insieme le risorse e, diciamo, le industrie che producono armamenti nei vari paesi, perché la cosa folle di oggi, e quello che sto per dire è la risposta anche a chi dice: ma come volete aumentare i soldi della difesa togliendoli alla sanità o altre cose sociali? Attualmente i 27 paesi spendono una cifra che è doppia rispetto a quella che sta spendendo la Russia annualmente per la difesa, perché è pari a 270 o 320 miliardi di lire a seconda di come si fa il calcolo, ed è alla pari delle grandi potenze, solo che siccome ogni paese spende per conto suo, non ci sono eserciti singoli efficienti e si sperperano i soldi. Già quindi fare queste tre cose, commissario alla difesa, implementare le decisioni di Helsinki e mettere insieme le produzioni, vedendo diciamo anche qui con un processo evidentemente che non è di qualche giorno ma che si può iniziare, sarebbe un grande passo avanti, perché in questo mondo l'Europa, pur essendo una potenza economica ancora, deve diventare un player a tutto campo e quindi deve avere una politica estera unita e una difesa. Torno su questo tra un attimo, perché come dicevo vedo il mio collega Gianluca Paladin che è pronto per un collegamento, ovviamente tornando in ambito di attività locali a Trieste. Gli cedo la linea, poi torniamo da lei Raffaelli. Gianluca, buongiorno.
Grazie Bernardo, buongiorno. Allora siamo al MIB di Trieste, il School of Management, come si può dedurre dalle immagini. Guardate quanta bella gioventù, studenti del MIB che presenteranno questa importante e bella iniziativa. Un'iniziativa, una campagna raccolta fondi per San Martino al Campo, ma adesso ci spiegheranno molto meglio loro. Perché? Perché studenti sia stranieri che italiani provenienti da diverse parti d'Italia e del mondo, perché parliamo di peruviani, americani, indiani, insomma tanti studenti che vogliono ringraziare Trieste per aver accolto come città appunto la loro presenza. Io sono intanto in compagnia con Ludovico e Nicoletta, che ringrazio, hanno organizzato questa importante iniziativa. Ludovico, molto importante, bella l'iniziativa che avete organizzato a favore del prossimo, spiegaci un po' come si articola. Grazie Gianluca e buongiorno a tutti. Sono qui a nome degli studenti del MIB School of Management e come puoi vedere questo gruppo è molto eterogeneo, è formato da studenti e studentesse provenienti da tutto quanto il mondo. Durante questa nostra permanenza nel nostro ultimo anno di studio abbiamo ricevuto dalla città veramente tanto amore e supporto e adesso abbiamo deciso di restituire un poco di quel supporto e di quel sostegno che la comunità ci ha dato e abbiamo deciso di organizzare una raccolta fondi online a favore della comunità di San Martino al Campo. Abbiamo aperto questa raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, dove è possibile collegarsi, effettuare una libera donazione in tutta quanta sicurezza, essendo sicuri che i fondi raccolti arriveranno direttamente sul conto corrente della comunità. Finora abbiamo raggiunto circa 600 euro in donazioni, ma grazie all'opportunità oggi di essere qui insieme a te e di rivolgermi a un pubblico così vasto che ringrazio, sono sicuro che avremo la possibilità di fare davvero molto di più. Ci tengo a precisare, per chi non potesse collegarsi online e fare una donazione, è possibile anche andare direttamente in piazza Oberdan presso il bar Tivoli ed effettuare la propria preziosa donazione anche in loco. E parallelamente a questa nostra iniziativa abbiamo anche organizzato una raccolta di vestiti e di generi di prima necessità, ma di questa interessante iniziativa te ne parlerà adesso la mia compagna di corso Nicoletta. Insomma, avete già organizzato molto per ringraziare Trieste e non solo. Sì, certamente. Domani, dopodomani e giovedì, presso l'Università di Trieste, in sede centrale, ci troverete per raccogliere appunto vestiti, principalmente vestiti da uomo di taglia media, L, cibo, possibilmente cibo non fatto in casa, cibo che non richieda refrigerazione, quindi cibo che possa essere conservato facilmente, e beni di prima necessità che possono andare dai rasoi alla schiuma da barba, ai deodoranti. Quindi vi invitiamo a venire nei prossimi 3 giorni dalle 9 alle 12 nel porticato tra gli edifici C4 e C6 della sede centrale dell'università. Grazie Nicoletta, grazie Ludovico, complimenti per questa iniziativa. C'è una particolarità, Bernardo, ti facciamo sentire anche la voce di una studentessa, pensa dall'America, da Austin, Texas, si chiama Sophie, che ci dirà perché anche lei ha voluto partecipare a questa iniziativa così importante. Hi Sophie, nice to meet you. Nice to meet you. Allora Ludovico mi aiuterà anche con la traduzione. Perché questa iniziativa, Sophie, per te è così importante? Why this initiative is so important also for you? Trieste as a city has supported many internationals for so long, not just students, tourists, workers alike. This San Martino al Campo is known worldwide for its really special way of supporting mental health needs, people who are in need of support to reintegrate into society. They have an open door policy for rehabilitation, and this is a model that we in the US especially are using as inspiration for our mental health services, and I couldn't possibly think of a better way to give back to Trieste than to support this organization that is so meaningful to people, not just in Trieste, but all over the world. Thank you so much, Sophie. Siccome parlano un tantino meglio l'inglese di me, Ludovico mi aiuta con la traduzione. Ludovico cercherà di ricordarsi quello che ha detto Sophie. Sophie ha detto che Trieste è da sempre una città che accoglie le persone, è importante per lei che viene dagli Stati Uniti, è stata anche lei accolta, e dice che appunto oltre oceano anche
anche lì San Martino al Campo è internazionalmente riconosciuta, è una comunità che ha proprio una politica open door, perciò loro accolgono tutti. Anch'io sono stato davvero molto impressionato perché ho letto sul loro sito, loro dicono che ognuno ha diritto ad essere felice ed è una cosa veramente bella da dire. Aiutano i giovani, combattono la dispersione scolastica, organizzano attività dopo scuola, aiutano chi ha perso il lavoro a reintegrarsi nella società, aiutano gli ultimi, perciò per lei è veramente molto importante, anche perché lei stessa lavora con i bambini, perciò sì. È molto importante, io vi ringrazio perché avete anche lanciato un bellissimo messaggio. Grazie a Nicoletta, grazie a Sofi, grazie a Ludovico, grazie, thank you for all, grazie a tutti voi. Guardate i ragazzi che hanno voluto esprimere la loro gioia per Trieste, il loro ringraziamento aiutando una comunità come quella di San Martino al Campo. È tutto, Bernardo, grazie, dalla Gianluca. sede del MIB di Trieste, e io ti restituisco la linea. A voi. Grazie, è sempre importante aprire degli spaccati quando si ha a che fare con la solidarietà. Raffaele, le faccio una domanda prima di andare in pubblicità, perché si collega con quanto ha detto lei poco fa, prima dell'intervento del mio collega. Quella specie di tetto della spesa sulle spese militari, scusi la ripetizione, fissata al 2% del PIL, l'Italia, se non sbaglio, attorno all'1,4%. Lei diceva giustamente prima, se non c'è un allineamento di spesa non può esserci neanche un'uniformità di vedute su come poi attrezzarsi per essere equi nella difesa del territorio europeo. A questo punto mi viene da domandarle, è l'Italia che deve alzare questa percentuale, che non è un diktat, è una linea guida, oppure bisogna in qualche modo razionalizzare la spesa, perché un conto è spendere, un conto è spendere bene? Esattamente, proprio bisogna usare questa flessibilità, perché questa indicazione è appunto una spinta a prendere sul serio il tema della difesa. Bisogna usare la flessibilità per razionalizzare, che è molto più efficace che non genericamente aumentare spese spendendo male. Perfettamente ragione. Dobbiamo andare in pubblicità, come detto, poi andremo tutto un dritto fino alle ore 10, brevissima pausa, ci vediamo tra poco. Riprendiamo la nostra trasmissione con Mario Raffaelli, candidato alle elezioni europee con Azione Siamo Europei. Abbiamo un'altra telefonata, sentiamo chi è con noi in linea. Sempre buongiorno. Buongiorno. Prego. Ma quello che mi fa specie, no? Nonostante il vostro ospite corra per le elezioni europee, no? Mi fa specie questa dettagliata espressione dettagliata, diciamo così, storia di vari numeri, vari percentuali di armamenti, non armamenti, eccetera, no? Cioè, sì. Capiamo che la Russia, visto che è il momento in cui la Russia è coinvolta con l'Ucraina, può abbassare 200.000 soldati nel giro di un mese, ha arsenali che 5.000 testate nucleari. La Cina comunque ha la stessa cosa, cioè dobbiamo capire che come 70 anni fa abbiamo fatto uno sbarco in Normandia per risolvere il problema dei nazisti e del fascismo in Europa, e con l'obiettivo della pace, è possibile che dobbiamo sempre continuare a parlare di queste percentuali di armi, di armamenti? Cioè, rendiamoci conto che forse la risposta è la pace, e la pace si ottiene negoziando sui tavoli di pace. Cioè abbiamo un Stoltenberg che finirà il suo mandato a settembre e continua a proporre di mandare armamenti della NATO direttamente in Russia. L'altro signorino francese che vuole mandare scarponi a terra in Ucraina. Ma ci rendiamo conto? Cioè, io dico, quel personaggio lì, che è il vostro invitato, forse dovrebbe guardare più agli elementi che dovrebbero essere inclusivi su quello che è affacciarsi verso un'Africa che ha 2 miliardi di persone,
creare delle necessità, cioè portare degli sviluppi economici verso quei paesi, piuttosto che confrontarsi con questi numeretti che noi siamo niente, cioè l'Europa è niente a livello militare, niente. In più abbiamo la difficoltà che abbiamo 27 paesi che parlano una lingua diversa. Ecco, e qui dico, cosa facciamo? Proponiamo la leva in Europa, in Italia, così possiamo avere anche noi il nostro esercito che va a completare un nucleo militare europeo. Cioè cerchiamo di capire, la pace va condotta sui tavoli dei negoziati. Evidentemente il problema ucraino rimane, c'è da risolvere, ci sarà da trovare una commissione che controlli quello che andranno a stabilire su vari trattati di pace, che spero che mi auguro che arrivino subito. Insomma, è ora di finirla di continuare ad aumentare questa fiamma di militari, di contingenti, eccetera. Ecco, questo è un po' il mio pensiero. Ok, grazie. La maggior parte la pensi così, grazie. Grazie del suo contributo, un po' ricalca quanto aveva detto lei Raffaelli prima, cioè la pace si ottiene sui tavoli diplomatici, certo è che armamento chiama armamento, mi sembra di declinare così la telefonata di chi ci ha contattato adesso. Ma in realtà, diciamo, se guardiamo la nostra storia, la pace per molti anni è stata mantenuta proprio perché c'era un equilibrio tra gli armamenti. Ai tempi della contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica non c'è stata la guerra perché entrambi i paesi avevano la capacità di distruggere l'altro. In Europa abbiamo avuto 70 anni di pace dopo guerre di tutti i tipi, da quelle di religione a 2 guerre mondiali con milioni di morti, non perché siamo diventati buoni e pacifisti, ma perché abbiamo trovato dei meccanismi, abbiamo costruito l'Unione Europea che fra le tante qualità ha quella di averti garantito la pace, nel senso che abbiamo costruito nei decenni delle procedure, delle istituzioni che hanno fatto sì che i conflitti, le diverse opinioni, i diversi interessi che ci sono, perché gli interessi diversi tra i paesi non finiscono, non spariscono, però abbiamo aumentato un meccanismo per poterli gestire diplomaticamente, ovviamente godendo della protezione militare americana, perché altrimenti non avremmo potuto dedicarci a questa costruzione in tranquillità. Certo. Quanto poi riguarda il discorso europeo, appunto ho sostenuto la necessità di creare una capacità autonoma, ovviamente non scollegati dalla NATO, ma insieme alla NATO. Quanto all'Ucraina, spero anch'io che si arriva a una mediazione. Il Signore diceva ci penserà la Commissione, ma se ci sarà una trattativa è perché sono state mandate le armi in aiuto all'Ucraina, altrimenti Putin sarebbe arrivato a Kiev, avrebbe fatto un altro governo e oggi ce l'avremo al confine con i paesi della NATO, magari con qualche aggressività in più. Per cui, così come è stato doveroso mandare le armi per impedire la caduta dell'Ucraina, è doveroso continuare a sostenerla fino a quando appunto non ci sarà la condizione per un negoziato, che è la vera soluzione. Quanto poi all'Africa, il Signore ha sbagliato obiettivo, lo dico sorridendo, ricordavo prima che io sono il coordinatore di quelli che hanno fatto la pace in Mozambico, che è un paese africano, e la stessa cosa ho cercato di fare in altri paesi del Corno d'Africa, e ho presieduto una organizzazione non governativa, appunto africana, nel senso che è basata in Africa e che ha l'obiettivo di creare le risorse umane sul posto, perché mi occupavo, perché mi sono dimesso quando evidentemente sono tornato a fare politica, ma per 10 anni ho perseguito esattamente l'obiettivo che giustamente richiamava il Signore, e cioè quello di aiutare l'Africa a crescere sia economicamente che come risorse umane. E su questo proprio colgo la giusta osservazione per dire che una priorità dell'Europa dovrebbe essere quella di diventare partner strategico dell'Africa, ma non solo per un fatto umanitario, per un fatto di interesse comune. L'Africa, oltre a avere la popolazione che sappiamo, potrebbe essere complementare con l'Europa, perché in Europa abbiamo una popolazione che invecchia e un mercato saturo. In Africa abbiamo una popolazione che cresce e un mercato da costruire. Non solo,
l'Africa ha i 2/3 delle terre ancora arabili non sfruttate, ha 2/3 delle acque ancora non sfruttate e soprattutto ha l'80% dei minerali strategici delle terre rare che servono per le tecnologie di oggi, per la transizione ambientale, digitale. E questa riserva immensa oggi è gran parte controllata dalla Cina con metodi economici ma abbastanza neocoloniali, oppure dalla Russia con il famoso gruppo Wagner che combatteva in Ucraina e che fa da guardia pretoriana dei dittatori dei paesi del Sahel, dove ci sono grandi giacimenti, e dà la protezione in cambio delle licenze per utilizzare queste riserve. Ecco, l'Europa dovrebbe invece diventare partner con altri metodi per essere anche lei in grado di non dipendere dalla Cina o dalla Russia per queste materie prime fondamentali. E c'è una possibilità importante, perché l'Africa 3 anni fa ha deciso di, copiando il nostro esempio, di dar vita a un mercato comune continentale, decisione storica perché evidentemente è questa la svolta che potrebbe fare finalmente sviluppare l'Africa, perché vede, l'Africa nella sua dimensione reale non lo si coglie sulla carta geografica, non dà la scala. In Africa le puoi mettere la Cina, l'Europa, gli Stati Uniti e il Giappone e ne avanza ancora un pezzo. E quindi in Africa esiste una miriade di piccoli mercati che sono nati in questi anni, perché l'Africa per fortuna un po' si è sviluppata. Oggi ci sono circa 400 milioni di africani che sono classe media in termini di potere d'acquisto africano. Ci sono anche start-up innovative, c'è capacità di inventare e sperimentare cose nuove. L'energia solare e eolica, che lì evidentemente è più facile da implementare, ma soprattutto ha un problema, che questi piccoli mercati non sono connessi fra loro. Allora le do una cifra per farmi capire: l'Africa rappresenta come commercio, nell'ambito del commercio mondiale, rappresenta meno del 4%. Però all'interno di questo 4% la quota minima è il commercio interno al continente africano, è lo 0,17%, che è una cosa assurda, perché in Europa, nel mercato comune europeo, la gran parte, il 61%, è un mercato interno all'Europa, e così anche nel sud-est asiatico. Quindi per svilupparsi l'Africa deve prima sviluppare un mercato continentale e poi potrà anche esportare in maniera efficace. Ecco, questa decisione che gli africani hanno preso giustamente deve essere aiutata, perché gli africani possono fare le regole, ci vorranno decenni anche noi per fare la comunità europea e poi l'Unione, ci abbiamo messo decenni. Loro possono fare le regole, abbattere le barriere, eccetera, ma le infrastrutture, i porti che funzionano al 50% in meno della media mondiale, le strade, le ferrovie, le telecomunicazioni, non hanno i mezzi per farlo da soli. Esistono dei calcoli precisi fatti dalla Banca Mondiale Africana del gap che serve ogni anno per far crescere questa infrastrutturazione. Ecco, questa è la grande partnership che l'Europa dovrebbe fare, pacifica, perché non c'è dubbio che gran parte del futuro in generale del mondo, e in particolare nostro europeo e in particolarissimo nostro italiano, dipende da come si svilupperà l'Africa, che può essere fonte di grande positività o di grandi pericoli, rischi, se la lasciamo alla deriva. Dunque abbiamo un'altra telefonata, poi farò io un paio di domande che ci avviamo verso la chiusura. Buongiorno. Pronto? Non sento nessuno, abbiamo qualche problema. Allora Raffaele, le faccio io una domanda, perché volevo affrontare con lei, se facciamo col tempo, 3 argomenti. Il primo, l'ambiente, lei prima lo menzionava. Nella politica di azione siamo europei, come deve cambiare l'approccio dell'Europa nei confronti del tema ambientale, premesso che per quanto l'Europa possa impegnarsi, crearsi delle regole, gli obiettivi dell'agenda europea 2030-2050, i grossi investimenti in termini di calmieramento delle emissioni bisogna guardarli verso Oriente e Occidente. Raffaelli. Non c'è dubbio, anche perché, torniamo all'esempio che si faceva sull'Africa, che evidentemente aiutare l'Africa
che ha un grande bisogno di energia e deve crescere, aiutarla ad usare delle tecnologie appunto non inquinanti e che lì sono particolarmente possibili come l'eolico e il solare, è una scelta strategica. Più in generale però noi facciamo una critica non ovviamente al principio della transizione ambientale, che è una necessità assoluta, ma alla necessità di coniugare questa giusta scelta dell'Europa con la praticabilità, la sostenibilità dei tempi e dal punto di vista economico, che in realtà dati alla mano gli obiettivi come sono stati indicati per le modalità e le tempistiche sono da una parte irreali e dalla parte scaricano dei costi che in alcuni casi sono insopportabili e vanno modulati diversamente. Qui è il classico problema dell'Europa, che molto spesso decide delle cose in maniera rigida, non capendo che bisogna usare all'interno di una scelta giusta delle flessibilità. Faccio un esempio per tutti: il problema delle case, per rimettere a regime le case in Svezia, in Finlandia. Allora, abbiamo avuto un attimo un'interruzione di collegamento. Ecco, ce l'abbiamo. Comporta costi diversi. Sì, scusi, l'abbiamo persa per qualche istante, ma solo un piccolo lag della connessione, però per il resto si era capito praticamente tutto. La mia seconda domanda è si avvicina più a un tema politico, cioè Azione Siamo Europei si colloca al centro, mi corregga se sbaglio. Certo. Al centro si collocano anche altre realtà. Allora la mia domanda è: come si spiega al cittadino, all'elettore, che abbiamo visto anche dalle elezioni a vari livelli si sta allontanando dall'affluenza al voto, parliamoci in termini pratici, come si fa capire anche all'elettore italiano che il centro non è un unico grande carrozzone, ma ci sono delle distinzioni vere e proprie? Ma intanto diciamo il centro è un modo comodo perché va usato, perché semplifica. Ma, sì, insomma, assolutamente. Diciamo che noi siamo dei riformatori moderati, no? Dei riformisti. Ma detto questo, guardi, la cosa è molto chiara: noi abbiamo una lista che è concorrente in questa posizione, che è quella di Stati Uniti d'Europa. Sì. E c'è una unica differenza, ma sostanziale per quanto mi riguarda, è che da parte loro si dice esplicitamente che è un'alleanza elettorale per superare il 4% e poi ciascuno andare per la sua strada. L'ha detto la Bonino per prima e lo replicano anche gli altri. Noi siamo un'altra cosa, siamo un progetto politico, cioè un partito che rimane tale, che ha aggregato in questa campagna elettorale, come si vede dal nostro simbolo, delle altre componenti che culturalmente sono, diciamo, compatibili, e che hanno preso l'impegno di partecipare a una costituente per allargare questo partito dopo le europee. Quindi da una parte c'è il progetto politico di un partito che rimane tale e deve crescere, dall'altra gruppi diversi che hanno dichiarato che dopo il voto, ottenuto il 4%, se lo otterranno, si separeranno, e questa è una differenza, mi pare, sostanziale. Abbastanza netta. Volevo sapere se la sente di darci la sua opinione rispetto all'avanguardia tecnologica di cui si parla molto in questo periodo e che a taluni spaventa, a qualcun altro invece esalta. Parliamo sì dell'intelligenza artificiale, ma anche di tutti i processi di automazione nel sistema industriale. C'è il sentore da parte sua che uno sviluppo tecnologico progressivo di questo tipo potrà mettere a rischio davvero i posti di lavoro, oppure è un'opportunità per crearne di nuovi? Ma come sempre le due cose insieme. In tutte le fasi di rivoluzione ci sono stati cancellati posti di lavoro e sono stati creati altre opportunità. Pensi alla rivoluzione industriale, quando con l'arrivo dei telai in Inghilterra i posti di lavoro erano persi talmente tanti che c'era un movimento luddista che andava a prendere i telai e li buttava nei Tamigi perché rifiutava questa rivoluzione. E ovviamente poi il tempo si incarica di dimostrare che le rivoluzioni hanno dei costi, però poi producono dei risultati. La cosa pericolosa che obbliga la maggiore attenzione nell'ultimo caso
è che questi processi nella storia, il secondo è stato quello del vapore, il terzo è quello informatico, hanno la caratteristica di essere sempre più veloci. Sì. E questo lo è in maniera particolare. E allora su questo ha ragione lei a richiamare l'attenzione sulla difficoltà a gestirlo, a minimizzare la fase in cui si distruggeranno i posti di lavoro, massimizzare quella dove se ne creano di nuovi. E per crearne di nuovi, siccome saranno posti di lavoro che chiederanno una grande competenza, perché sono appunto su tematiche come l'intelligenza artificiale, come processi tecnologici, bisogna che ci sia un grande sforzo per dotare le persone della capacità di poter essere in grado di gestire questa transizione. E questo richiama di nuovo a un punto nostro dove diciamo che ci deve essere un pilastro sociale nella nuova Europa dedicato proprio a far sì che si metta con la formazione la popolazione che deve cercarsi un lavoro in grado di poterlo fare, e dall'altra parte un altro pilastro è un piano industriale europeo per far sì che siano abolite le differenze o di tipo tariffario o di tasse o di vantaggi che oggi non creano una vera uguaglianza fra i vari paesi per il settore industriale. Quindi è certamente il tema del futuro che, come tutte le cose nuove, crea pericoli e possibilità. Il problema è come la politica lo gestisce. Senta Raffaelli, fra i vari punti del programma di azione, poi magari qualcosa è anche declinato al singolo che ha più competenza in una o in un'altra materia, ovviamente ognuno ha una formazione diversa anche all'interno di tutti gli schieramenti. Le volevo fare questa domanda molto più aperta, cioè se lei dovesse scegliere una priorità su tutte quelle che sono le idee di Azione Siamo Europei, la prima su cui intervenire nel momento in cui si è superato il voto, quindi si è arrivati alla formazione del Parlamento, dove punterebbe lei? Ma la prima è quella di cercare di rendere l'Unione Europea più efficace, perché sennò poi tutte le altre cose, tutti i progetti evidentemente possono rischiare di restare lettera morta. Più efficace intende dire come una semplificazione, una sburocratizzazione, una collaborazione fra paesi? Ma prima di tutto togliere il diritto di veto, perché il diritto di veto da solo può bloccare le decisioni, basta un solo paese per farlo, nelle materie importanti. In altre materie c'è un voto ponderato, ma nelle materie importanti tipo gli esteri, tipo toglierlo. Secondo, quando ci sono delle necessità di non perdere tempo, perché l'Europa a 27 non è più l'Europa né a 7 né a 12 del passato. Mettere insieme 27 pareri è molto complicato e delle volte gli interessi sono talmente diversi che non si può fare. Bisogna riscoprire l'idea di cui si parla tante volte dell'Europa a più velocità o a cerchi concentrici. È possibile già oggi senza cambiare i trattati, perché c'è un articolo dei regolamenti attuali che prevede le cosiddette cooperazioni rafforzate, e quindi la possibilità che se almeno 9 paesi concordano su un certo obiettivo, quell'obiettivo possono portarlo avanti, ovviamente non obbligando gli altri a seguirli, ma hanno la libertà di farlo, e anche questo è un altro strumento da attivare. Quindi credo che il primo passo sia renderla più efficace, oltre che meno burocratica, eccetera, eccetera, per essere quel soggetto di cui c'è bisogno oggi. Perché vede, tornando e finendo sulla guerra, come ho detto prima, la pace è frutto di questa costruzione, non è frutto del fatto che noi siamo diventati più buoni. Quando in Jugoslavia è caduta, che ne parlo perché voi siete di Trieste, è caduto il cemento che teneva insieme la Jugoslavia, che in quel caso non erano le regole europee ma era Tito, certo. Gente che fino al giorno prima scherzava al bar ha cominciato a scannarsi. L'Europa in questi 70 anni ha avuto la pace perché appunto non perché sono finiti gli interessi diversi, ma perché c'erano meccanismi che funzionavano per gestirli. Se va avanti questa situazione dove guerre irrisolte, crisi economiche che continuano dal 2007, pandemie, mettono sotto stress i meccanismi, e può anche succedere che se l'Europa non fa un passo avanti, non diventa più efficiente, non si integra maggiormente, non si dota di quelle cose che ho detto, possa tornare indietro e tornare a situazioni dove i meccanismi che abbiamo inventato per mantenerci in pace non bastano più. Quindi questa è l'importanza del voto purtroppo non capita
ancora del voto di questa volta alle europee. È un voto veramente per un'Europa che può o andare avanti o rischia di tornare indietro. Grazie a Mario Raffaelli, candidato con Azione Siamo Europei alle elezioni europee dell'8-9 giugno. Una buona giornata e buona campagna. Grazie a voi, grazie mille. Ringrazio anche Massimiliano Mazzarella che è con lei perché ci ha aiutato nella questione organizzativa e della connessione, quindi grazie anche a Massimiliano. Buona giornata a entrambi, buona giornata a tutti i telespettatori che ci hanno seguiti, terminiamo qui la trasmissione, un buon proseguimento, arrivederci. Grazie.